Buongiorno, bentrovati a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio prima la segretaria del Partito Democratico Maria Luisa Paglia di Trieste e poi Danilo Slocar della Lega. Se vorrete dialogare con loro o farci le vostre segnalazioni potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa nella prima parte della trasmissione che comincia subito però con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere subito la pagina dell'Osmer ARPA regionale. Allora vediamo la situazione generale. Mercoledì e giovedì la regione rimarrà all'interno di una zona anticiclonica con prevalenza di correnti secche settentrionali che manterranno stabilità. Quindi oggi mercoledì 18 giugno cielo in prevalenza sereno su tutta la regione ma con qualche velatura pomeridiana. Soffierà bora da debole a moderata sulla fascia orientale e sulla costa con raffiche anche sostenute a Trieste. Brezza invece dal pomeriggio. Vediamo la giornata di domani, giovedì 19 giugno. Cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa con venti di brezza. Sulla zona montana cielo sereno al mattino, variabile dal pomeriggio con possibili locali piogge e rovesci, più probabili tra Prealpi e Alpi Carniche. Relativamente caldo nelle ore centrali su pianura e costa. Vediamo venerdì ancora la tendenza, cielo variabile sulla zona montana, in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa. Sulla zona montana possibili locali piogge e rovesci nel corso del pomeriggio. Soffierà bora moderata sulla fascia orientale e sulla costa con raffiche anche sostenute a Trieste. Questa è la situazione, il quadro meteo. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Allora, il Piccolo di Trieste apre ancora una volta, quello appunto l'edizione triestina, con la cabinovia, ovovia, l'appello degli abitanti al voto in aula le opposizioni dei residenti a rischio esproprio. La maratona sul progetto in Consiglio Comunale, quindi in un Consiglio Comunale da giorni inchiodato sul dibattito relativo al progetto della cabinovia, ieri è stata la volta delle voci dei cittadini che più di altri saranno toccati dai piloni dell'impianto a fune. All'ordine dei lavori c'erano le opposizioni dei residenti a rischio esproprio che nei loro documenti, alcuni scritti a mano, hanno toccato vari argomenti, dal passaggio della cabinovia sopra le abitazioni col timore di una perdita dei rispettivi valori fino all'utilità dell'impianto e già si parla di riconvocare la seduta la prossima settimana. Buone notizie parziali, insomma buone notizie su Tirso, spunta un imprenditore, termini prorogati. Melillo, mafia a nord-est, un problema accantonato, la lotta alla criminalità, il procuratore nazionale intervistato sul Piccolo, terzo mandato, un altro scontro, Forza Italia dice no all'emendamento. Agende ridotte e meno posti letto, l'estate a ostacoli della sanità, la sanità regionale che viene approfondita proprio nelle primissime pagine del Piccolo, poi andremo a vedere. Le crisi internazionali, Trump, l'Iran si arrenda ora e valuta l'entrata in guerra, riunito il team di sicurezza, è la notizia che troveremo un po' su tutti i giornali oggi. Al Magazzino 26, tornando a Trieste, in Porto Vecchio, un'esposizione che vuole sensibilizzare sul tema dell'inquinamento. Dalla spiaggia alla mostra, un racconto di plastica. La cronaca, compensi in nero per le operazioni, chirurgo in arresto e poi Sissa, un docente, vince per la terza volta un maxi fondo europeo. C'è anche il basket, Trieste avanti in Europa, squadra promossa e poi Rossetti l'estate a Miramare. Vediamo la pagina isontina, effetto Go 2025 sui ristoranti, l'analisi di Confcommercio, la categoria deve costruire la città turistica. Madriz, presidente appunto di Confcommercio, affari su del 20-30%, meno marcati i progressi in altri settori. Anche qui Tirso spunta un imprenditore, termini prorogati, ma vediamo un tema tutto goriziano, la situazione dell'area verde discussa anche in Consiglio Comunale, Valletta del Corno, polemica sul parco ancora chiuso. Monfalcone invece centro islamico da Rus al Comune, iter fermato dal giudice Tavolare. Il giudice Tavolare rigetta l'istanza del Comune per l'acquisizione dell'edificio del centro islamico Darus Salam. Il Comune ci riprova. Questo viene raccontato oggi sul Piccolo. Poi a Grado, nuovo progetto per il rifacimento del ponte Cucchini.
Ancora il Kulturnidom di Gorizia, la rassegna Storia e Musica senza confini e poi l'evento Best Performer, imprese spazio alle prime 100. Andiamo a vedere gli altri quotidiani che sono in edicola oggi. Vediamo Corriere della Sera, come vi dicevo appunto Iran, Trump pronto a entrare in guerra, l'ultimatum del presidente a Teheran, ora la resa incondizionata, riunione nella Situation Room, ucciso il nuovo capo di Stato Maggiore degli Ayatollah, missili su Israele, le voci sul passaggio di poteri esecutivi da Khamenei ai Pasdaran. Qui vediamo anche gli approfondimenti in primo piano, cos'è la super bomba che distrugge i bunker, il regime che traballa, i 3 possibili scenari, Gaza, la nuova strage in un centro, aiuti. Dazi, il gelo USA sull'Europa, non arrivano proposte eque. Vediamo ancora il caso non c'è sangue, Garlasco, l'impronta e lo scontro tra i periti, i test sui reperti di ben 18 anni fa. Il giallo ancora di Villa Pamphili, l'inchiesta, l'americano a Malta, una vita da fantasma, quei soldi dalla madre. Il processo, 10 anni di carcere per i capi ultra di Inter e Milan, condannati tutti 16 imputati, risarcimenti per le 2 società. La Repubblica, Iran, Trump pronto alla guerra, il presidente USA chiede la resa incondizionata di Khamenei, per ora non lo uccideremo ma la pazienza sta per finire. I re di Israele eliminano il neocapo della difesa iraniano, fuga di massa da Teheran, Mosca, rischio catastrofe atomica. Non sa di cosa parla, Donald litiga con Macron al G7 in Canada. L'ex CIA Petraeus a un passo dal caos, questa è l'intervista che troviamo oggi su Repubblica, e poi Milano, processo alle curve, 10 anni ai capi ultra. Anche qui un aggiornamento sullo scontro tra periti sui reperti e tracce di sangue di Garlasco. Iran resa incondizionata, ancora sulla Stampa, il tycoon firma le conclusioni del summit ma spiazza gli alleati, sappiamo dove Khamenei, per ora non lo uccideremo. Qui vediamo, amici miei, il commento a questa foto che abbiamo trovato anche in altri giornali, la foto che racconta come la Premier gestisce il superego dei maschi alfa, è il commento della Stampa. Trichet, sui dazi solo bluff, la globalizzazione non è finita. E poi tax expenditures per la difesa e l'analisi della Stampa. Chiesa, governo, il patto sul fine vita. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, Mediobanca, l'Unione Europea, MPS, aiuti di Stato. E poi Trump pensa alla guerra, gli 007 zittiti sulla bomba. CNN, per l'intelligence, niente segnali di accelerazione iraniane. Teheran si arrende a possibile intervento statunitense, Merz, Israele lavora per noi, Gaza altri 60 uccisi. Il Giornale, Trump pronto alla guerra e Macron non capisce niente, il virgolettato, svolta nella crisi iraniana, gli USA a Khamenei, sappiamo dov'è, serve la resa incondizionata e l'Ayatollah abdica, fra virgolette, attacco frontale di Donald al leader francese. Qui vediamo anche Meloni al G7, l'abbraccio a Ginevra, la figlia tra i grandi del mondo. Nuovi equilibri in Medio Oriente, il burocrate dell'Apocalisse, anima dei Pasdaran, e poi l'ora migliore di Bibi, Israele lotta per la libertà. Il commento, chi cerca alibi per dimenticare l'Ucraina, è il commento appunto di Augusto Minzolini. E poi imposta sulle emissioni, tasse sulle bollette e sulla benzina, l'Europa riprova la stangata green. Libero, la spallata, finalmente l'Iran delle belve sta per cadere. Trump a Khamenei, resa incondizionata, giallo anche sulla sorte di Ahmadinejad. Sinagoga di Milano, giovani ebrei aggrediti, sindacati rossi, scioperiamo contro Israele. Garlasco, l'impronta sul muro non sarà analizzata, manca l'intonaco della traccia che la procura di Pavia attribuisce a Sempio, a rischio l'utilità di altri
altri reperti. Vediamo il Sole 24 Ore, commercio internazionale, meno dollari e più euro, e poi Trump pronto all'intervento, l'Iran deve arrendersi senza condizioni, anche qui sul quotidiano economico naturalmente, e poi sempre sul Sole, prezzi di luce e gas alle stelle sono tra i più alti in Europa secondo il rapporto ARERA, una notizia sicuramente che incide molto sulle nostre vite, sulle nostre tasche. In Italia per la luce e il gas si continua a pagare di più di quanto spendano i nostri principali partner europei, e questo perché oneri, imposte e tasse pesano sul prezzo finale al consumatore, mangiandosi di fatto i risparmi che arriverebbero dal calo del costo della sola energia. Queste le principali notizie. Vediamo anche il Domani, l'ultimatum di Trump a Khamenei: arrenditi, gli USA pensano al raid, strage a Gaza. E poi MPS, l'asta di Giorgetti fa ricca banca Acros, i numeri dell'operazione su cui indagano i PM. Allora torniamo sul Piccolo di Trieste per vedere appunto l'approfondimento che dicevamo in prima pagina sulla sanità regionale, infermieri e OS assegnati all'unità di cardiologia, sanità un'estate a ostacoli, i piani delle aziende per garantire le ferie al personale, dal taglio temporaneo di posti letto agli accorpamenti. Cure palliative domiciliari e riabilitazioni rimodulate. A Gorizia e Monfalcone è rivisto poi anche il programma dei CSM, unificazioni momentanee di alcune RSA, alta ai vaccini per 4 giorni, riprogrammazione delle sedute di logopedia, fisioterapia, terapia di neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, insomma vari tagli per consentire un piano ferie sostenibile, oncologia, agende ridotte nel periodo 11-22 agosto, in ASUFC nessun riflesso su emergenza urgenza e attività di elezione, una situazione migliore rispetto a quella del 24, personale in più, ma le sigle sindacali rilevano problemi in vista nelle strutture di Tolmezzo, Palmanova, Latisana e San Daniele. C'è proprio un quadro completo della sanità regionale in vista dell'estate. C'è il rinnovo dei contratti ai liberi professionisti, la soluzione in pronto soccorso e sale operatorie, preoccupazione sulla dialisi, interventi a Pordenone e San Vito, meno 35% dal 7 luglio al 24 agosto. Saltiamo per un momento le pagine appunto della cronaca internazionale, delle situazioni internazionali, e andiamo alla pagina di Trieste per parlare di Cabinovia. Allora scorro rapidamente appunto le pagine, eccola qui. Ferirà la nostra terra, in aula i dubbi e i timori dei contrari all'Ovovia. Al voto le impugnazioni alla variante presentate dai residenti a rischio esproprio, dal passaggio della Cabinovia sulle abitazioni fino all'utilità dell'impianto a Fune. La maratona in consiglio comunale, se ne è parlato ieri, qui si dice l'esito è ancora lontano, i lavori del consiglio riprenderanno questa mattina a partire dalle 9, ma il voto resta lontano, il dibattito potrebbe richiedere ancora diverse altre sedute, non è da escludersi peraltro che la discussione venga momentaneamente sospesa, come si diceva ieri anche con i nostri ospiti qui a Sveglia Trieste, per consentire all'Aula di approvare alcune delibere urgenti come l'approvazione delle nuove tariffe Tari e il rinnovo dei revisori dei conti. I lavori in stallo, l'effetto collaterale, qui vediamo, scrive una cittadina di Campo Romano, l'impianto sorvolerà la mia casa, si violerà anche la mia privacy. Qui vediamo una nota scritta proprio a mano da uno dei residenti. Ancora ipotesi Montegrisa e polemica, non sanno più come uscirne, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni dell'assessore Rossi, che in realtà sono in circolo, diciamo così, ormai da molto tempo. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio, il servizio realizzato ieri proprio in occasione della ripresa del dibattito. Il nostro Gianluca Paladini era andato a intervistare un esponente della maggioranza e uno dell'opposizione proprio sulla ripresa dei lavori sulla Cabinovia. Vediamo. Il Partito Democratico, ma soprattutto adesso Trieste, dovrebbero un po' rendersi conto che stanno ostacolando tutto il lavoro comunale ed è vergognoso.
L'assessore Rossi oggi dice o si va a Montegrisa o quest'opera è inutile, ma sappiamo che Fratelli d'Italia non fa altro che bombardare in regione il presidente Federica e qui in comune la maggioranza guidata dal sindaco di Piazza. Ormai il tema non è più quello della cabinovia in sé o nello specifico della variante urbanistica all'esame del Consiglio, ma lo scontro politico in atto a più livelli e con più sfaccettature. Dalla maggioranza le bordate partono per l'ostruzionismo in aula di PD e adesso Trieste, dall'opposizione arrivano i siluri sulla tenuta stessa del centrodestra sotto scacco, secondo i Dem, dell'egemonia di Fratelli d'Italia. È così che riparte nella doppia seduta odierna l'esame dell'Aula sulla caterva di osservazioni arrivate in comune sul progetto dell'impianto a fune. Oggi doppia seduta, domani si prosegue, ma senza avere ancora chiaro quando si finirà. Intanto tutti gli altri provvedimenti, dalla variazione di bilancio da 37 milioni di euro al tema dell'asilo di Roiano, rimangono al palo. E chiedo un senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza soprattutto. Io sono convinto che è un punto dobbiamo trovarlo per forza, non è possibile andare avanti così con questa lentezza, con questo ostruzionismo che non porta da nessuna parte, insomma, no? Quindi lavoreremo, staremo in aula, insomma, finché non partiamo a casa, ma è importante anche che si trovi questo punto di caduta, se no diventa un po' un problema per tutti, nel senso non per noi, ma soprattutto stiamo ostacolando il lavoro del Comune e non credo che questo sia positivo per nessuno. Insomma. In 5 sedute di Consiglio Comunale soltanto il centro-sinistra ha provato a dare voce ai dubbi dei cittadini, si è visto anche con un referendum, il 73% dei cittadini sarebbero contrari a quest'opera, quindi anche oggi temo che non riusciremo a convincere i colleghi di centrodestra a risponderci. Fatto sta che noi andiamo avanti. Poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità, perché bloccare un comune così facendo mero ostruzionismo io non penso che sia ottimo per nessuno. Insomma, teniamo presente che questa opposizione dice no a tutto, no al portovivo, no alla scuola, no alla palestra, no alla cabinovia, insomma non si può andare avanti solo con dei no, insomma chiedo un po' di responsabilità da parte dell'opposizione. Ad esempio il centrodestra è un anno che non riesce a sbloccare la situazione dell'asilo di Roiano, ci sono 66 famiglie che aspettano di sapere se potranno usare quell'asilo e non potranno usare anche il prossimo anno. Sono loro che sono intestarditi su un progetto che è stato presentato dal sindaco 5 anni fa, proprio negli studi di Tele4, era maggio del 2020. Non hanno messo neanche un bullone e adesso dicono a noi che stiamo bloccando l'opera. Allora andiamo avanti, sempre alla lettura del piccolo, andiamo a vedere la cronaca. Compensi in nero per gli interventi, arrestato chirurgo del Maggiore, aveva chiesto 5.000 euro in contanti a una paziente che insospettita si è rivolta alle Fiamme Gialle. In manette giovedì scorso è finito Maurizio Ceschin, chirurgo vascolare dirigente medico di Asuggi. Esce ignorando i domiciliari, ora è accusato di evasione. 60enne intercettato dai carabinieri. Ancora doveva scontare 6 mesi, fermato a Duino Aurisina, il 52enne era destinatario di 2 ordini di carcerazioni. E sempre per la cronaca, danno fuoco a Deor e Piante, via della Sorgente nel Mirino, il rione di Barriera Vecchia. Qui vediamo alcuni dei danni proprio in via della Sorgente. Ancora andiamo avanti, c'è una mostra, un mare di plastica, era in prima pagina fotografata, un mare di plastica raccolto in spiaggia, torna a galla e diventa racconto. Al Magazzino 26 inaugurata la mostra Archeoplastica, anche i reperti degli anni 60 sono rimasti intatti. Gli approfondimenti dall'invasione di microplastiche al tema del riciclo. Vediamo ancora i carabinieri assegnano il premio ambiente al maresciallo Burolo e alla lotta all'abbandono di materiali inquinanti. Una storia, il cane viene travolto da un'auto pirata, la corsa di solidarietà per aiutare Sid, il meticcio di 10 anni, investito 2 settimane fa in via Padovan, era in fin di vita, ora è fuori pericolo grazie a una raccolta fondi, quindi una storia fortunatamente a lieto fine. Il soccorso in mare, vela rotta dal vento, kitesurfer alla deriva. Nella mattinata di ieri la Guardia Costiera è stata impegnata in un'operazione di assistenza e soccorso in mare.
fare. L'esame di maturità, oggi la prima prova scritta, tanti sono impegnati anche nella nostra città, sono in totale, ci dice Nicole Brusaferro sul Piccolo, 1465 gli studenti a Trieste impegnati proprio nell'esame di maturità. E abbigliamento, niente pantaloni corti e infradito, questa è la insomma non è una novità, è la caratteristica insomma per presentarsi oggi in aula. I dirigenti per una presenza accurata, e nella circolare del Nautico si invita a indossare la divisa appunto richiesta in quell'istituto. Prima prova scritta quindi per la maturità, sono 1465 come anticipato ieri gli studenti che a partire da oggi affronteranno l'esame nelle scuole superiori di Trieste. Accanto allo tototema, a caccia di pronostici e ipotesi sulle tracce della prima prova, arriva anche qualche indicazione extra ai ragazzi appunto sull'abbigliamento. I dirigenti scolastici suggeriscono di affrontare gli esami con serenità, senza troppa agitazione. Sembra un consiglio insomma poco spendibile, poco applicabile, facendo riferimento ai test e alla preparazione svolta in classe negli ultimi mesi. E non solo, tra le raccomandazioni anche quella di optare per un abbigliamento adeguato, niente bermuda infradito per intenderci, accanto a una conoscenza dei temi d'attualità e di alcuni anniversari come i 70 anni dalla nascita di Steve Jobs, i 50 anni dalla morte dell'imprenditore tedesco Oskar Schindler, assieme ai conflitti mondiali in corso, la rivoluzione dettata dall'intelligenza artificiale. Questi alcuni dei suggerimenti dati oggi ai ragazzi. Fra poco vedremo appunto se ci sono novità sui temi proprio proposti, perché oggi è la prima prova di italiano. Ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Lo facciamo al telefono con l'ispettore capo Roberto Leonardi. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Dunque, i colleghi smontanti mi hanno riferito notata nella norma, nulla di particolare. Per la giornata di oggi non avrei nulla da segnalare. C'è il Cirque du Soleil in zona Silos, che però non riguarda la circolazione. Abbiamo il solito turismo agricolo in via del Carpinetto, e altre cose che riguardano la viabilità ordinaria proprio non ve ne sono. Ecco, l'unica cosa che potrei dirvi, ma ne riparleremo più avanti, è che in zona Marchesetti, come ogni anno, il 25esima edizione del Triskel, che si svolgerà dal 20 di giugno al 29 di giugno, ma di questo magari ne riparleremo nei giorni che verranno. Assolutamente, va bene, non ci sono altre segnalazioni, quindi è tutto abbastanza tranquillo. Allora grazie, buon lavoro, buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, buona mattinata anche a voi. Grazie, buon proseguimento. Noi naturalmente sentiremo nuovamente gli agenti della polizia locale nel telegiornale dell'ora di pranzo delle 13:20. Allora torniamo sul Piccolo, torniamo alle notizie di casa nostra, vediamo al concorso Stuparic, entra il tema del viaggio tra fantasy e letteratura. Stasera le premiazioni all'evento del Circolo della Cultura e delle Arti, il vincitore Edoardo Rizzo con il racconto Tra mais e rovine. Andiamo qui, vediamo appunto Edoardo Rizzo, 29 anni, vincitore del concorso Gianni Stuparic. Il mito classico e universale, sogno l'Ateneo di Warwick, Michele Alessio Rigotti sta affrontando la maturità al Carducci Dante, I miei robot e gli anziani, la fantascienza e scrivere, Achille Bozzer, finito il Petrarca, vuole iscriversi all'Università di Torino. Vengono raccontate alcune storie appunto di ragazzi impegnati nella maturità. Castelreggio, invece ci spostiamo a Sistiana, sistema la spiaggia, auto dei residenti, prime multe. Lo stabilimento allestisce in extremis i servizi e attende VC e strutture definitive. Duello comune Movea sugli orari degli stalli blu. Le sanzioni portate in municipio e 2 volti della baia di Sistiana. Si annuncia insomma un'estate complicata a Sistiana. Lo stabilimento di Castelreggio, che si avvia alla piena operatività, e domenica scorsa ha registrato il tutto esaurito quasi. La diatriba fra Comune di Duino Aurisina e Movea Servizi sulle modalità di gestione dei parcheggi nel piazzale della baia, che continua inesorabile. Sono queste le 2 facce contrapposte dell'estate a Sistiana. Se da un lato la Disa Parking Solutions di Torre del Greco, aggiudicataria per quest'estate della gestione di Castelreggio, sta correndo per completare l'attrezzatura dello storico impianto balneare, dall'altro appunto la Movea Servizi, che ha la propria sede a Nocera in
inferiore incaricata della cura dei parcheggi appunto sia della grande piazzale della Baia sia dell'area del porticciolo di Duino, e al muro contro muro con l'amministrazione comunale sulla questione degli orari dei parcheggi e la differenza tra residenti e visitatori, bagnanti e turisti. Venerdì la festa con le famiglie della scuola Santi Giovanni e Paolo. A Muggia aprirà la manifestazione Riflessioni, musica e giochi. Muggia celebra i protettori, la giornata più importante, quella di giovedì 26, con la tradizionale processione cittadina. Il Partito Democratico sul terminal Adriaport: serve una viabilità separata allo sviluppo delle infrastrutture ad Aquilinea, separare la strada da cui si accederà al futuro terminal Adriaport dalla viabilità urbana, e questa è la forte richiesta formulata ieri dal PD di Muggia nel corso di una conferenza stampa tenutasi ad Aquilinea, a pochi passi dal sito nel quale sorgerà la struttura logistica all'interno dell'area dell'ex raffineria Aquila. Allora rivediamo insieme il nostro servizio realizzato proprio su questa presa di posizione, questa richiesta da parte del Partito Democratico. Negli ultimi 2 anni si è parlato molto del terminal Adriaport, soprattutto per quel che riguarda i finanziamenti per i banchinamenti grazie al PNRR. Si è parlato di rendering, di traffici, però un grande assente nelle tematiche trattate è il discorso della viabilità. Lettera aperta del PD muggesano guidato da Fiorella Bencic all'autorità portuale per chiedere chiarimenti sull'impatto che il futuro terminal Adriaport all'ex Aquila, il progetto ungherese, avrà sulla viabilità ordinaria. Dopo il banchinamento, infatti, a breve si passerà alla fase operativa di costruzione del nuovo terminal multifunzione destinato a ospitare traffico navale a prevalenza con traghetti Ro-Ro e quindi trasporto su camion. Il PD, con il capogruppo in Consiglio Comunale Francesco Bussani, ha chiesto all'autority di confermare che il traffico pesante non interferirà con la viabilità ordinaria, che l'accesso al terminal avverrà solo tramite l'ingresso nord e che quello sud funzionerà solo per le emergenze, e di confermare dunque che le intese con il Comune di Muggia in questo senso non verranno modificate. Come circolo del Partito Democratico di Muggia abbiamo deciso di mandare una lettera all'autorità portuale, al COSIL e al Comune di Muggia per chiedere il rispetto di quegli accordi del 2009 che prevedono specificamente il fatto che il traffico in uscita da e per il terminal Adriaport non debba interessare la viabilità attuale, quindi via Flavia. E 2, che l'ingresso sia soltanto quello a nord, mentre quello a sud, quindi verso la Valle delle Noghere, sia destinato soltanto a situazioni di emergenza. Inoltre chiediamo anche conferma che non c'è alcuna volontà da parte degli attori coinvolti di modificare gli accordi del 2009. Allora ci spostiamo a Gorizia sul piccolo appunto dell'edizione isontina, vediamo che si parla del rilancio della ristorazione con Go 2025, il presidente Madriz: affari cresciuti del 20% con punte del 30%, bene gli alberghi, meno marcati progressi negli altri settori. Questa è l'analisi di Confcommercio. Ancora marciapiedi pericolosi, illuminazione carente, la protesta dei negozianti per via Morelli degradata sempre a Gorizia. Come abbiamo visto in prima pagina, Valletta del Corno verso l'apertura, ma è polemica sugli atti vandalici. Traini attacca la giunta, un'area fuori controllo, ritirata la delibera sulle pubbliche affissioni. Questo accade in consiglio comunale, c'è un po' di battaglia insomma sulla Valletta del Corno a Gorizia. Vediamo ancora la pagina, anche qui naturalmente esame di maturità in città, oggi il via per 523 studenti alle 8:30 di questa mattina, l'avvio della prima prova scritta, quella di italiano. I test per i ragazzi del liceo classico si terranno nella palazzina di via Diaz, ci fanno sapere dal piccolo appunto di Gorizia. Qui si torna invece a Monfalcone sul caso dei centri islamici. Passaggio del Darus al comune, il giudice Tavolare blocca la pratica, l'istanza respinta per carenza documentale, ma lei
Presidente ci riprova allegando stavolta tutte le carte. L'iter avviato dall'amministrazione per abuso edilizio dopo che il Consiglio di Stato ha sancito il no ai raduni per i riti. Il nodo dei termini rispetto all'ingiunzione al centro islamico: fa fede il divieto di fine 23 o l'ultima sentenza di aprile? Pronto il ricorso contro la procedura di cambio di proprietà del bene, e sul diritto alla preghiera si punta alla Corte europea. Qui vediamo l'eurodeputata Cisint, l'attesa serena a Strasburgo per impegni politici. Cisint non commenta se non rimandando al segretario generale, la partita è in mano a lui, il rigetto si tratta solo di integrare con gli ultimi documenti, risponde. Per lei un iter da completare che vedrà la sua conclusione già delineata. Corpus Domini al San Giuseppe in condivisione con tutta la città, la ricorrenza religiosa dopo il caso del Gesù coperto alla Marcelliana. In vista della processione di domani, l'appello dei parroci a partecipare. Fede matura e autocritica. Questo accade a Monfalcone, area verde, trovato il gestore, il punto ristoro pronto a riaprire. Torniamo fra poco anche nelle altre pagine o nelle pagine appunto dei quotidiani nazionali, ma adesso ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria. Fra poco. Rieccoci in diretta con la nostra rassegna stampa del mattino. Allora andiamo a vedere un po' la situazione internazionale. Sul Corriere della Sera abbiamo visto su tutti i giornali la notizia appunto del conflitto, l'attacco informatico su larga scala di Israele contro il regime. Teheran prepara i missili per attaccare le basi americane. Il post su ex della guida suprema: la battaglia ha inizio, arrendetevi, dice invece Trump, che valuta l'intervento in Iran. 1 ora e 20 nella Situation Room, sappiamo dov'è Khamenei ma non lo uccideremo per ora. Merz, lo Stato ebraico fa il lavoro sporco per tutti. Quel noi che catapulta l'America nel conflitto, il leader USA vuole un pezzo del successo israeliano. J.D. Vance prova a persuadere la base MAGA, una scelta necessaria. Questo lo scenario, la guerra, eliminato il nuovo capo delle forze armate del regime nominato dopo l'uccisione del predecessore. L'Iran moltiplica gli attacchi ma riduce il numero di testate. Israele: ci servono ancora giorni, Bibi pronto ad andare avanti da solo. In mezzi USA lo Spirit e la super bomba, la portaerei Vinson, la Nimitz in arrivo, dozzine di caccia, vettori Cruise e quasi 30 velivoli da rifornimento. Nell'area si è ricomposta una grande armata. Ancora sempre su questo tema, sempre sul Corriere, primo piano, Medio Oriente in fiamme, tregua o rischio di sfacimento, il bivio stretto degli ayatollah. Qui vediamo anche al Shadmani, volto dell'esercito per soli 4 giorni. G7, l'appello di Zelensky agli USA, ma la Casa Bianca resta fredda. Il presidente ucraino vede il segretario NATO Rutte, il canadese Carney, pressione massima. La partenza anticipata del leader USA cambia volto al summit. Kiev avrebbe voluto discutere di un nuovo pacchetto di armi. Il messaggio alla Cina, senza citarla, sulle terre rare. E qui vediamo i protagonisti di questo summit. Il duello Trump-Macron: Emmanuel sbaglia sempre, e lui, cose che non mi turbano. L'irritazione per la missione francese in Groenlandia. E qui vediamo la foto che appunto era riportata da tanti altri giornali. Meloni: bisogna impedire che l'Iran diventi potenza nucleare. Il colloquio con Donald. Convergenza sull'idea di un cessate il fuoco a Gaza. Putin in Ucraina provoca. Tra tavoli bilaterali spunta l'allarme orsi, proteste degli animalisti, una margine, diciamo, a margine del G7 in questo momento. Qui vediamo anche la foto dell'abbraccio della Premier con la figlia e della sua presenza sia col cancelliere tedesco Friedrich Merz sia con Emmanuel Macron, Premier appunto della Francia.
Francia. Torniamo sul piccolo per vedere anche la situazione di Aviano, aerei cisterna da trasporto e altri F-16, la base di Aviano torna in prima linea. L'intenso movimento di voli dagli Stati Uniti all'Europa è cominciato nella notte tra il 15 e 16 giugno. Qui siamo invece in Ucraina, raffica di bombe e droni, Zelensky al G7 premette su Putin. Per Kiev, secondo il presidente, si è trattato di uno dei peggiori attacchi scatenati dai russi dall'inizio dell'invasione. Ancora sangue sugli aiuti nella striscia, 60 morti a Khan Yunis, centinaia i feriti. Vediamo la politica italiana, emendamento sul terzo mandato, si torna a parlare di questa questione, stop di Tajani, noi non lo votiamo, il leader di Forza Italia e vice premier boccia l'idea, ma la Lega ottiene al Senato la proroga di una settimana sul disegno di legge. Il veto degli azzurri, possono dirci quello che vogliono, la nostra posizione di contrarietà non cambia. E qui vediamo il segretario Dreosto, Calderoli presenterà una proposta condivisa, segretario della Lega, l'esponente leghista non ha dubbi, alla fine troveremo un'intesa, la forzista Stavino frena, mentre il patriota Rizzetto resta in attesa. Vediamo ancora la lotta alla criminalità e al terrorismo, c'è questa intervista che abbiamo già visto in qualche brano nella prima pagina, il procuratore nazionale Melillo, le mafie del nord-est, tema accantonato, sono stabili le articolazioni dei clan calabresi, allarma anche la mala albanese, serve una strategia di sicurezza nazionale che vada oltre le divisioni politiche, dice. In Friuli Venezia Giulia, alta velocità tra fondi insufficienti e iterari lento, velocizzazione della ferrovia Venezia-Trieste, il traguardo resta un rebus. Qui vediamo appunto un progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Venezia-Trieste, è un progetto evidentemente molto complicato perché se ne parla da molti anni. Tirso, termini prorogati di 6 mesi, l'interesse di un imprenditore, si riaccende la speranza dei lavoratori e anche e soprattutto delle tante lavoratrici, c'è tempo fino al 12 dicembre per trovare una soluzione. Intanto si è affacciato ieri dall'incontro del vertice che c'è stato proprio ieri qui a Trieste, un nuovo imprenditore che potrebbe essere interessato nel settore della metalmeccanica, potrebbe essere interessato a rilevare l'azienda delle Noghere. Allora rivediamo il nostro servizio. È uscita una novità di alcuni giorni fa che c'è un interessamento da parte di un'azienda nel settore della metalmeccanica. Chiaramente questo potrebbe dare un respiro più lungo alle lavoratrici e lavoratori sulla trattativa. Rimane però problematico la questione del licenziamento collettivo. Una notizia buona e una cattiva nell'avvertenza Tirso dal vertice di oggi tra azienda, sindacati e Confindustria. Quella buona è che si profila all'orizzonte un possibile nuovo acquirente, così come ipotizzato dall'imprenditore Parodi nel corso dell'incontro. Quella cattiva è che la procedura dei licenziamenti collettivi va avanti comunque e sarà avviata dal 15 luglio per 160 tra lavoratrici e lavoratori, ma la pur debole speranza dell'intervento di un nuovo compratore dell'attività tessile delle Noghere entro il 30 settembre potrebbe sospendere la procedura. Se entro il 30 di settembre ci sarà concretamente questo nuovo acquirente, magari le pratiche di licenziamento potranno essere sospese, questo ci hanno detto, quindi la speranza è l'ultima a morire. Durante il vertice erano in tanti, dipendenti in gran parte donne tra i 50 e i 60 anni d'età, a manifestare nel presidio promosso da rappresentanti sindacali. I tempi sono stretti, la Regione Confindustria si stanno adoperando perché questa trattativa, questo interessamento abbia dei risvolti positivi. L'impegno nostro delle sigle sindacali sarà monitorare l'andamento della trattativa e garantire la piena occupabilità di tutte le lavoratrici e lavoratori della Tirso in questo momento. Allora, torniamo a leggere il piccolo, andiamo alla pagina delle culture, vediamo che si parla in questo articolo di Zeno Saracino, architetture del GMA, del governo militare alleato a Trieste. Il periodo di protettorato alleato dal 45 al 54 ha lasciato in eredità alla città tanti edifici caratteristici esplorati ora in una mostra e una pubblicazione. Allora il 25 segna non solo l'anniversario della liberazione, ma a Trieste l'inizio del
del governo militare alleato nella città, 9 anni dal giugno 45 all'ottobre 54, a 80 anni dall'inizio di una parentesi breve ma destinata a lasciare profondissime tracce nella società triestina, l'associazione Nadir Pro, in collaborazione con il bar libreria Knulp, organizza una mostra fotografica volta a indagare l'architettura degli alleati a Trieste. Che cosa costruivano davvero gli statunitensi prima e gli inglesi dopo, quindi tra 45 e 48 gli USA, tra 48 e 54 gli inglesi. La città emergeva dalle rovine della seconda guerra mondiale in uno stato prossimo alla guerra civile, con un apparato civile disarticolato e diviso, un porto dal Golfo ingombro di relitti e detriti bellici e un'industria tutta da ricostruire. Architettura d'emergenza allora. Tuttavia l'entusiasmo americano e il pragmatismo inglese si spinsero oltre, permettendo una ricostruzione della quale oggi i triestini spesso non avvertono l'ampiezza di vedute. La mostra, non a caso intitolata Geografia del GMA, le opere pubbliche, l'edilizia popolare e l'architettura alleata, indagherà proprio questo aspetto edilizio attraverso 3 itinerari tematici volti a delineare una mappa complessiva della Trieste ai tempi del GMA. Le fotografie di edifici e rioni, opera del collettivo fotografico Nadir Pro, verranno accompagnate da alcuni pannelli esplicativi. Non mancherà un'introduzione storica. Il luogo sarà il metro cubo di via Capitelli, con un'apertura di 3 giorni, venerdì dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 17 alle 21. A seguito di questo antipasto visivo, in autunno l'associazione pubblicherà invece il nuovo numero di Scopri Trieste, approfondendo proprio ulteriormente il periodo degli alleati. Questa è l'iniziativa sicuramente molto interessante per chi ama l'architettura e la storia della nostra città. Sempre nella pagina delle culture vediamo che sono andati esauriti in 18 minuti i biglietti del concerto di Elisa. È bastata meno di mezz'ora, appena 18 minuti, per polverizzare tutti i posti disponibili per il concerto di Elisa, in programma il prossimo 27 giugno sulle rive di Trieste, nella giornata inaugurale di Tramonti a Nord-Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia, che sarà fatto proprio dall'imbarcazione Palinuro. Qui vediamo il programma l'estate del Rossetti a Miramare e all'insegna del notturno shakespeariano. Presentato il calendario ispirato alla presenza dei testi del Bardo al Castello. Ieri il nostro Umberto Bosazzi si è occupato proprio della conferenza stampa che ha presentato questo calendario delle attività appunto dedicate a Shakespeare nel parco di Miramare, Shakespeare ma non solo. Allora rivediamo insieme il servizio. Con Podrecca on the road prenderà il via la stagione del Rossetti a Miramare, che oggi è stata presentata. Lo spettacolo delle celebri marionette è in programma dal 18 al 20 luglio. Il resto del cartellone, sotto lo slogan notturno shakespeariano, comprende momenti ben consolidati. Il concerto al tramonto del 28 luglio, Mozart, Mendelssohn, Bartholdi, e il concerto all'alba del 3 agosto, Mozart e Stravinsky, entrambi in collaborazione con il Teatro Verdi. È suddiviso in 2 momenti, dal 22 al 27 luglio e dal 29 al 3 agosto, il notturno shakespeariano, che è la versione 2025 di Shakespeare in the Park. Il risveglio dei sensi, che è l'immagine che viene raccontata anche dal parco al Castello del Miramare, è un momento per noi assolutamente magico, grandi storie shakespeariane in un luogo indimenticabile. Quest'anno vedremo un lato oscuro, un lato più notturno di Shakespeare, e nel notturno del parco penso che sarà un'esperienza meravigliosa. Dunque l'appuntamento col Bardo torna, affidato come sempre agli attori della Compagnia dello Stabile, con innesti importanti come Lara Comara, ma torna rinnovato, come hanno sottolineato Paolo Quazzolo ed Elena Pelaschiar, docenti universitari che da tempo collaborano con il Teatro Stabile regionale. Con dei testi nuovi, con delle opere nuove, anche meno note e meno rappresentate. Il tema che ci siamo prefissi in questo notturno shakespeariano è quello di indagare le coppie che scoppiano. Certe volte nelle pieghe del testo, se vogliamo alle spalle dei personaggi principali, anche se qui vedremo anche personaggi molto famosi e molto noti dell'universo, del cosmo shakespeariano, ma nelle pieghe del testo spesso si trovano chicche
passi molto importanti anche per la struttura integrale del testo e per il canone shakespeariano, ed è lì che siamo andati un po' a sfrucugliare. Allora torniamo al giornale, al piccolo, nelle pagine dell'attualità e dell'economia. Vediamo che si parla anche del porto di Trieste, qui c'è un'immagine del Molo Settimo, Roma col corridoio IMEC e l'export a 700 miliardi, l'incontro di Forza Italia alla Camera con gli ambasciatori dei paesi interessati, la conferma dell'evento a Trieste in autunno da parte di Tajani. De Monte, la città è in una posizione strategica rispetto alla via del Cotone. Rovigno, travolta da un albero, gravissima, l'ondata di maltempo, è crollato in un campeggio addosso a una turista, scoperchiata la stazione degli autobus, incagliate diverse barche, una donna è in terapia intensiva in fin di vita dopo essere rimasta schiacciata da un albero caduto per lo straordinario maltempo che ha colpito l'Istria, è una turista tedesca ospite di un campeggio a Rovigno. Andiamo ancora avanti, 30.000 morti l'anno, il carbone nel mirino per quanto riguarda l'ambiente nei Balcani, denuncia di CE Bank Watch in un nuovo studio in cui l'organizzazione accusa governi complici per gli scarsi controlli sulle emissioni pericolose dalle centrali. Gli arresti, duplice omicidio a Zagabria, in manette 2 uomini. Vediamo invece l'attualità qui a Trieste, a Calabrese della Sissa altri 2,4 milioni dall'Unione Europea, 3 finanziamenti vinti, studia le relazioni tra simmetrie e entanglement quantistico, non so assolutamente di che cosa si tratti, ma il rettore Romanino dice alta qualità del nostro corpo docente. Pasquale Calabrese, 49 anni, professore alla SIS, è già la terza volta insomma, che riesce a ottenere riconoscimenti anche economici, ma non solo, naturalmente anche per la sua per i suoi studi alla Sissa. Economia, Friulia è in attivo per 11,2 milioni, seganti le aziende dimostrano solidità. L'assemblea della finanziaria ha approvato i conti, investiti 51 milioni nell'ambito di 17 interventi di sostegno. Ce ne siamo occupati anche noi ieri per la parte economica appunto del nostro telegiornale, allora rivediamo insieme il servizio. Continuiamo ad investire sulla nostra holding regionale, convinti di come il lavoro che è stato fatto in questi anni sia un lavoro che offre al territorio occasioni concrete di sviluppo. Il bilancio 2024 di Friuli, approvato dall'Assemblea degli azionisti, ha visto il capitale totale investito raggiungere la cifra record di 241 milioni di euro, in crescita del 13,7% rispetto all'anno precedente. Il dato è di particolare rilievo se si pensa che tali misure sostengono oggi 85 imprese partecipate che realizzano un fatturato pari a circa 3 miliardi e 300 milioni, impiegando oltre 11.800 dipendenti in Friuli Venezia Giulia. Nell'arco dei 12 mesi dell'esercizio Friuli ha poi investito complessivamente 51,1 milioni di euro nell'ambito di 17 interventi realizzati, in linea con l'ultima sessione di bilancio. Anche quest'anno abbiamo un record, abbiamo investito più di 50 milioni sul territorio, di cui almeno 12 in mini bond, che si conferma uno strumento importante per la finanza delle nostre piccole e medie aziende. Sul fronte dei risultati finanziari, il 2024 ha consolidato la rilevante crescita dell'utile a 11,2 milioni di euro. C'è una sfida importante che è quella dell'innovazione finanziaria, dove appunto Friulia è strategica nella messa a sistema di tutte le iniziative, penso soprattutto agli strumenti finanziari innovativi appunto che sono disponibili in questo momento, per creare anche un'educazione finanziaria sul territorio. Ora, andiamo a vedere la pagina sportiva del piccolo, vediamo che si parla di calcio, Serie C, panchina in attesa. In casa triestina slitta la scelta del tecnico che non arriverà prima della prossima settimana. Altre 3 stagioni trasmesse da Sky che diventa il title sponsor, l'accordo, poi ancora vediamo il professore Ilicic ha scelto di ripartire da Capodistria,
qui per divertire i tifosi per quanto riguarda sempre lo sport. Ancora promossi in Europa invece per il basket, ufficializzate le squadre partecipanti alla Champions League. Trieste tra i team esentati dai preliminari. Si parte il 7 ottobre. Habemus Europam, qui vediamo lo striscione in latino dei tifosi, lo striscione premonitore dei tifosi di Trieste durante la partita di Verona contro Sassari. Il dubbio di Candu, tentato dal richiamo della sua Verona, il lungo biancorosso pur di fatto confermato da Arcieri ha un'offerta dal club scaligero. Preso il centrale Puyol a Chiarbola comincia la sagra, la Pallamano Trieste presenta il primo rinforzo in vista del campionato di Serie A Gold. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Arriva dal Barcellona il primo fondamentale rinforzo per la Pallamano Trieste che dopo la promozione si appresta ad affrontare il campionato di A1 Gold. Si tratta del centrale spagnolo Jaume Puyol, giocatore di classe e grande leadership che guiderà l'attacco della formazione di Andrea Carpanese. Era capitano nella prima divisione d'onore spagnola, 27 anni, un centrale con grande dinamicità e soprattutto una grande personalità sia in spogliatoio sia in campo. Questa squadra ne avrà senz'altro bisogno. Puyol è un acquisto veramente importante, un acquisto che abbiamo fatto fatica ma siamo riusciti a convincerlo a portare in Italia e questo è il primo passo. Poi da questo inizieremo pian piano a allestire la squadra con la conferma dei triestini e tutto quanto. La presentazione del nuovo acquisto da parte del direttore sportivo Giorgio Veglia è arrivato in occasione della conferenza stampa prestagionale in cui è stato presentato il rinnovo dell'accordo con l'Hotel Urban come main sponsor della società biancorossa, vincitrice di 17 scudetti e che vuol tornare a stupire al massimo livello. Ci confermiamo anche quest'anno come sponsor alla pallamano dopo la stagione stupefacente che nessuno si aspettava dello scorso anno. Questo è uno sport che a me personalmente appassiona da molto tempo e so che non tutti, non ancora è ancora apprezzato e seguito da molti e mi auguro che grazie anche l'anno scorso, tutta la vittoria del campionato, quest'anno la Serie A Gold, si riesca anche a riempire sempre il palazzetto, che sia sempre più apprezzato dalla città. Quanto alle altre iniziative, è pronta a scattare la sagra sul piazzale del Palasport di Chiarbola dal 18 al 22 di giugno e dal 25 al 29, mentre a partire dal 23 luglio inizierà la preparazione atletica con il nuovo innesto di Andrea Coronica, già capitano della Pallacanestro Trieste, che sarà il preparatore ufficiale della squadra. Prime amichevoli a Ferragosto, a Chiarbola, con un quadrangolare a cui hanno già aderito le formazioni croate di Parenzo e Umago, mentre si attende la conferma di qualche big del panorama nazionale. Ancora torniamo sui giornali, andiamo a vedere più esplosioni vicino a un sito di distribuzione. La testimonianza di una pediatra di Medici Senza Frontiere, Medio Oriente, nuova strage in un centro aiuti, oltre 50 morti nel sud della striscia, cercare farina non può diventare una condanna a morte, queste le sue parole. L'accusa all'IDF: spari nell'area di Khan Yunis dove migliaia di palestinesi si accalcano per il cibo. Ancora, la nostra società è molto più unita sulla guerra all'Iran che su quella a Gaza. Lo storico Morris domina la paura dei piani di Teheran, questa è la sua analisi. Raid russi su 34 centri ucraini, 16 morti. Sempre per gli esteri e la guerra, Kiev colpita per la quarta volta in una settimana, ucciso un americano, non è arrivato nel bunker in tempo. Vediamo la conferenza Messina e Taormina, Tajani in Sicilia con i ministri dell'Unione Europea per rilanciare l'Europa. Dazi, Donald gela gli entusiasmi dall'Unione Europea, nessuna proposta equa. Abbiamo visto questo titolo già in prima pagina. Il presidente USA: o un buon accordo o loro si adegueranno. Sì, no alla legge della giungla. Vediamo braccio di ferro sul terzo mandato, anche qui stop di Forza Italia, la Lega chiede più tempo, siamo alla politica nazionale, separazione delle carriere in Senato e alla Camera passa per errore una mozione
direzione di Italia Viva. C'è confusione sotto il cielo della politica, di idee contrastanti tra maggioranza e opposizione, ma anche nello stesso centrodestra, e perfino di votazioni, visto che ieri su una mozione di Italia Viva su ricerca e fuga di cervelli, al quale il governo aveva dato parere contrario, tutti i partiti di centrodestra hanno detto sì. C'è un po' di confusione. Allora, Genova, dossieraggio contro Salis, inchiesta sui veleni contro la candidata in campagna elettorale, la sindaca di Genova, eletta appunto Silvia Salis, indagato l'ex assessore di Fratelli d'Italia. Ancora andiamo a vedere il delitto di Garlasco, se ne riparla ancora molto su tutti i giornali. Garlasco, scontro tra i periti, impronte senza sangue, ma sulla 10 nuovi esami. Udienza di 9 ore, tra i reperti non c'è l'intonaco della traccia sul muro. Qui vediamo anche i vari consulenti, il consulente dei Poggi, Marzio Capra, sono ancora più convinto, non c'è materiale utile, già da Bocellari, legale di Stasi, la conservazione corretta, ci aspettiamo qualcosa da queste novità investigative. Villa Panfili, altro giallo terribile, misteri di Kaufman, la madre dagli USA pagava per lui. Roma, in patria, fu arrestato 5 volte, le mail per lavorare 3 giorni dopo il ritrovamento dei corpi. L'uomo della doppia identità avrebbe un solo finanziatore, la mamma, così dall'analisi dei flussi economici di Rex Alford, alias Francis Kaufman, si ricava che le aspirazioni del sedicente regista produttore sono state incoraggiate dalla liquidità materna. Altre fonti, sempre che emergano dalle analisi che gli investigatori della Mobile, coordinati dall'aggiunto Cascini e dal sostituto Verdi, stanno conducendo, potrebbero completare il quadro. Il dettaglio conferma il profilo di una personalità all'apparenza egoriferita, priva di vera autonomia finanziaria. A fronte delle molte aspettative di Kaufman, gli investigatori non hanno fatto altro che seguire i flussi di denaro, così hanno rintracciato una mamma assolvibile negli USA. In parallelo si lavora alla questione del presunto femminicidio. La donna trovata cadavere tra i rovi di Villa Panfili, mamma della bimba morta a sua volta per soffocamento, è deceduta fra il 21 maggio e il 5 giugno, date degli avvistamenti di Kaufman da parte della polizia. L'ultima volta era solo con la bimba. Qui c'è anche la polemica, il PD a Piantedosi, la polizia lo ha affermato 3 volte, donna e bimba andavano protette. La casa, i film mai usciti, qui a Malta nessuno sapeva come vivesse l'arrivo in Sicilia su una barca privata, forse da solo. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria in questa nostra rassegna stampa. Fra pochissimo torniamo in compagnia della nostra prima ospite, la segretaria del Partito Democratico, Maria Luisa Paglia. – 8:05 del mattino, bentornati in diretta e diamo subito il buongiorno alla segretaria del Partito Democratico di Trieste, Maria Luisa Paglia. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie di essere qui quest'oggi, in questa giornata che segna anche l'inizio delle prove d'esame, della maturità, no? Da insegnante, insomma, ha letto un po' le notizie di questa mattina, anche le indicazioni da parte dei dirigenti scolastici ai ragazzi, anche sull'abbigliamento, ma non solo, insomma, i vari consigli, no? Per fare un buon esame. È giusto dare anche un'indicazione sull'abbigliamento, perché questo entra nell'ambito del rispetto, il rispetto verso se stessi e il rispetto verso l'ambiente in cui ci si trova. Non presentarsi, ho letto i dirigenti hanno dato indicazione di non presentarsi con pantaloncini o con infradito. A scuola parliamo spesso con gli alunni di questo per come dire, mostrare che c'è anche una forma di rispetto verso l'ambiente, verso il contesto. Partiamo con i bambini, spieghiamo: quando si va sul campo di calcio non si va vestiti da carnevale, quando si va in spiaggia non si va con il piumino, quindi ecco, il rispetto
anche nel modo di vestirsi dove ci si trova, nell'ambiente dove ci si trova, quindi è giusto. Stamattina si parla abbastanza di scuola, si parla di scrittura, si parla di intelligenza artificiale, la società è cambiata, quindi anche la scuola tenta ad adeguarsi, però ci si poneva il quesito se è ancora giusto affrontare una prova scritta di lingua italiana nell'epoca in cui clicchi un pulsante, fai un quesito e hai già un tema pronto, una relazione pronta, ma in realtà la scrittura è molto utile. Se teniamo conto, ci sono alunni che non riescono neanche a scrivere in corsivo ed utilizzano spesso i caratteri maiuscolo, sia i caratteri stampato, sia maiuscolo che minuscolo, ma sappiamo bene che la scrittura è anche introspettiva. Quando c'è qualche difficoltà, talvolta i terapeuti consigliano di tenere un diario, perché la scrittura aiuta a superare determinati traumi, determinati momenti difficili, soprattutto nell'adolescenza. Quindi questo non lo può fare l'intelligenza artificiale, deve farlo la persona, il ragazzo, quindi è utile. È la stessa cosa nell'ambito matematico. È chiaro che oggigiorno tutti usiamo la calcolatrice per fare dei conti, però dobbiamo sapere come si arriva a quel risultato, cosa sono le operazioni, come si svolgono, e comunque questo aiuta a potenziare le attività del nostro cervello, ma anche l'intelligenza artificiale, per carità, è utilissima perché ci stimola ad andare avanti, ad andare oltre. È vero, insomma, quindi basta saperla governare, ecco, no? In appunto, qualche come modo. Tutte le cose d'altronde, come tutte ci sono le i pro e i novità, contro. Assolutamente, quindi in bocca al lupo davvero ai 1465 studenti, anche a tutti gli altri naturalmente, parliamo di Trieste, no? Che sono alle prese fra pochissimo, perché mancano pochi minuti, iniziano alle 8:30, alle 8:30 del mattino, con la prima prova all'esame di maturità, la prova scritta proprio di italiano, no? In varie modalità, ma comunque rimane una prova che è uguale per tutti, per tutte le scuole, quindi, quindi anche questo, insomma, segna davvero un rito di passaggio, no? Certo, assolutamente sì, l'esame di maturità non si scorda per tutta la vita, o perlomeno l'ansia che si è provata. È vero, infatti. Tra i consigli ci sono anche quelli di viverlo il più serenamente possibile, staccare la sera prima dell'esame, cioè, insomma, non fare sempre altro. È facile, non no? è facile, perché c'è un pensiero assillante ed è un peso che si sente sul cuore fino a quando non ci si libera. Dipende un po' dal carattere. Oggi sul giornale si parla molto anche invece naturalmente della cabinovia, perché è ripreso il dibattito in Consiglio Comunale sì. E quindi si torna a parlare della cabinovia, le varie posizioni. Oggi vediamo che si è parlato soprattutto delle osservazioni presentate dai residenti che sono a rischio di esproprio, no? Delle proprie proprietà. Ma in realtà ieri sera c'è stato un colpo di scena, nel senso che l'assessore Rossi ha presentato una mozione, cioè vogliono estendere il percorso fino a Montegrisa. L'assessore Rossi credo si sia esposto, cioè abbia esposto la motivazione dicendo che potrebbe essere utile arrivare fino a Montegrisa. Allora il problema che si pone, ma allora finora si è parlato di un tragitto non utile, hanno parlato di turismo religioso, ma allora partiamo da questo punto di vista. Il turismo già sta mettendo a dura prova la vita dei residenti, dei cittadini, quindi necessita di una regolamentazione, altrimenti anziché turismo si parlerà di turistificazione, cioè la città in mano a dei turisti. Il turismo è utile, aiuta l'economia cittadina, ma deve essere regolamentato, ci deve essere una situazione di equilibrio. Ma se parliamo di incentivare il turismo con l'ovovia, allora in questo caso non si può più parlare di espropriazioni, sarebbero illegittime, non sono previste le espropriazioni per motivi turistici e tantomeno un danno all'ambiente. Non si possono effettuare delle modifiche, delle nuove costruzioni che possono danneggiare l'ambiente e la natura se non per motivi altri, cioè non per potenziare il turismo. A parte che questa sarebbe necessario, visto un nuovo tragitto da studiare, una nuova variante, e
diversi milioni in più, non mi ricordo se 25 anche, circa sì, milioni in più, circa ma 24, allora di cosa milioni. stiamo parlando? Cioè qua la gente non arriva a fine mese, ci sono persone che non si curano più perché con le difficoltà che ci sono, le liste d'attesa nella sanità pubblica devono ricorrere alla sanità privata e non sono tutti tra i pensionati e alcune famiglie numerose non possono più accedere alle cure perché non hanno le possibilità appunto di rivolgersi alla sanità privata, e qui si parla ancora di altri 25 milioni di euro per questa nuova variante, se verrà approvata, se verrà portata avanti. Insomma, questo è un progetto veramente insostenibile da un punto di vista economico, impattante sulla natura e a carico di noi cittadini. Non è tanto implementare, non è tanto costruire, ma poi il mantenimento e poi la difficoltà, la criticità in una città come Trieste dove c'è lavoro, quindi questo diciamo mezzo sarebbe fermo per tanti periodi l'anno. Tante giornate. Sì, insomma, ma devo dire che ci sono i consiglieri comunali di opposizione stanno facendo una strenua battaglia, ma perché stanno portando avanti le istanze dei cittadini e delle cittadine. D'altronde anche il nostro quotidiano locale ha evidenziato come c'è un'opinione pubblica contraria. Allora questa amministrazione dovrebbe riuscire ad avere il coraggio di fare un passo indietro e fermarsi, perché l'amministrazione non amministra una singola parte politica, amministra la città, amministra l'interesse dei cittadini, ed avendo rilevato che questo non corrisponde alla volontà, all'interesse, a quello che vogliono i cittadini, dovrebbe riuscire a fare un passo indietro, sarebbe ammirevole. Allora sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono sempre Fulvio. Buongiorno. Spero di non telefonare più un giorno, ma magari di incontrarvi per strada e offrirvi qualcosa. Un caffè. È mai possibile che i politici sono al servizio, perché vengono eletti per servire la gente, non servilismo, per servire, per eseguire le necessità della gente. Abbiamo 1000 difficoltà, dalla scuola alla sanità, e via dicendo. Centinaia di giovani lasciano ogni anno Trieste perché non trovano sbocchi lavorativi che dia una certezza di futuro. Allora io chiedo sempre quello: per favore tiratemi fuori il trattato di pace e leggetemi gli allegati e leggetemi l'articolo 21. È mai possibile che sarebbe lo sviluppo per tutta la città e tutte le zone limitrofe, tra l'altro? Non ci sarebbero più problemi di sanità, di scuola, di strade. È mai possibile? È una cosa, parlo di una legge italiana, non sto parlando di una mia idea, di una mia volontà. Non avete il coraggio della verità. Tutti i politici non hanno il coraggio della verità e lasciano la città in questa miseria. In questa situazione. La ringrazio grazie e spero Fulvio. una risposta. Una buona giornata. Buona giornata a lei. Allora interviene nuovamente appunto sul suo tema del cuore, signor Fulvio, ma facendo anche la nota dei tanti giovani, no, che lasciano Trieste, quindi di questo Mi ha dato problema. uno spunto per rispondere infatti. il nostro affezionato telespettatore. Allora, ha parlato di giovani che vanno via per mancanza di lavoro. Sì. Allora, mi permetta di dire che una potenzialità Trieste ce l'ha in merito, e che sarebbe l'area di Portovecchio. Per esempio adesso si parla di un hub tecnologico che verrà implementato a Palazzo Carciocchi, ma quanto sarebbe stato importante che una cosa del genere sorgesse nell'area Portovecchio, ma anche più grande. Perché? Perché quello è un tipo di produzione, di economia, di retribuzioni alte, che potrebbero dare adito a delle retribuzioni alte. Quindi quanti nostri giovani vanno via? Potrebbero rimanere. Perché vanno via? Vanno via perché dopo aver investito negli studi non trovano una retribuzione adatta, o sono sottoposte a dei contratti a tempo determinato
quasi a vita, oppure appunto con i contratti a tempo indeterminato però con retribuzioni molto basse, quindi preferiscono lasciare gli amici, la famiglia, la loro terra di origine e andare in altri stati europei. Ecco, se in zona Portovecchio si implementasse un tipo di economia, un tipo di produzione, di centro di ricerca che riguarda la tecnologia, l'intelligenza artificiale, potrebbe attrarre non tante professionalità, perché si tratta di, come dire, di percorsi lunghi, 10-15 anni, quindi delle professionalità di un certo livello che si stabilirebbero nel nostro territorio anche con la famiglia e come dire, attraverso lo stesso canale molti nostri giovani non andrebbero via, ma potrebbero scegliere di rimanere perché motivati da un lavoro ben retribuito e professionalmente soddisfacente. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, volevo dire che qui a Grignano abbiamo pensato che si potrebbe far partire la cabinovia da qua, passare con i piloni sui terreni del nostro sindaco e arrivare a Montegrisa. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, vabbè, rileviamo l'ironia del telespettatore, appunto, sì, forse vuole dire, cioè è chiaro il messaggio, il sindaco dovrebbe mettersi nei panni di coloro i quali dovrebbe essere espropriata la terra, speriamo di no, per mettere dei piloni, ma anche facciamo presente che ci sono dei cittadini a cui non verrà espropriata la terra, ma verrà, come dire, depotenziato, verrà ribassato il valore della loro proprietà, a parte il diritto alla privacy che verrà violata costantemente, in quanto queste cabine passeranno sulle teste di alcune abitazioni e saranno sempre, come dire, in vetrina queste persone, queste famiglie, insomma. Ecco, ci sono una serie di difficoltà, di criticità su cui bisogna riflettere prima di prendere una decisione del genere. Ecco perché il Signore ha consigliato di far partire e farlo passare attraverso l'abitazione sulla casa del sindaco. Allora, Fin Montegrisa ci scrive la vignetta, il nostro Marco Englaro, i vuol farla. Fin Montegrisa, te dico, sarà una avariante. Grazie a Marco Englaro. Allora, andiamo ancora avanti con le mail dei nostri telespettatori, perché ci scrive il signor, anzi la signora Manuela: buongiorno dottoressa Buccarella, sa dirmi se è già operativa la linea marittima da Trieste a Grado, grazie e buona giornata. Non ci risulta che sia già operativa, infatti ecco, sul sito della TPL del Friuli Venezia Giulia del trasporto pubblico locale risulta Grado Trieste, linea marittima attualmente non ancora operativa. Informazioni per la stagione 2025 disponibili a breve, speriamo, insomma, perché è ancora in stallo questa vicenda del collegamento marittimo, che era stato anche apprezzato, no? Come alternativa proprio alla macchina. Dunque, corsivo e stampatello, ci scrive Enrico, saluti, buongiorno, la perdita del corsivo è un prologo alla perdita della scrittura e decreta la futura dipendenza dai grandi poteri occulti, ma di chi è la colpa? Chi ha consentito l'espandersi dei social network e dello smartphone, chi incrementa la dipendenza dai concerti rock, la violenza gratuita, fa un po' di tutta l'erba un fascio, siamo noi adulti con la nostra irresponsabilità e incapacità di preparare una nuova generazione, ma soprattutto lo Stato è incapace di utilizzare la sua capacità di imperio, dice il signor Enrico. Allora, prendiamo con le pinze tutta l'argomentazione. Mi concentro sulla scrittura. Allora, come tutte le novità, le innovazioni, bisogna accoglierle con equilibrio. Vero è che nelle scuole sono entrati i tablet, sono entrati forse, non so, la scuola dell'obbligo, non gli smartphone, comunque la scrittura digitale, i computer. Allora, ci sono delle potenzialità che hanno questi strumenti digitali, soprattutto per quegli alunni con alcune fragilità
per esempio per gli alunni dislessici è utilissimo l'uso del tablet in classe, perché non riescono a leggere in un libro di testo, non riescono a studiare e a memorizzare, però utilizzano questo strumento con gli auricolari, quindi loro ascoltano ed apprendono in questo modo. Ecco, ci sono anche degli alunni con delle disabilità che hanno bisogno dello strumento digitale. Quindi sicuramente la tecnologia aiuta in alcuni casi, non bisogna farne un uso sproporzionato. Tutti gli altri possono utilizzare la penna, la matita, il quaderno, è anche giusto, ecco, così. Come è vero che le nuove tecnologie hanno potenziato anche la possibilità degli insegnanti di dare più opportunità agli alunni. Quando pensiamo alla differenza di avere una lavagna di ardesia o avere una lavagna multimediale che ti permette di scrivere all'infinito, di memorizzare anche delle spiegazioni scritte, di inviarle per mail, o la possibilità di collegamenti esterni. Non so, qualche anno fa in una nostra classe abbiamo avuto un collegamento esterno con il Giappone per far vedere, non so, la fioritura dei ciliegi, ma proprio una diretta, oppure la possibilità, quando si parla di geografia, di collegarsi direttamente col sito interessato e mostrare ciò di cui si sta parlando. Non è solo teoria, cioè gli alunni hanno la possibilità di spaziare, di apprendere un modo nuovo, più ricco, hanno più stimoli, quindi la loro intelligenza viene stimolata ancora di più rispetto alle generazioni di 20 anni fa. Quindi ci sono delle cose positive, non ci sono solo, come dico, non è tutto da buttare. No, assolutamente. Ho parlato solo dell'ambito scolastico. È vero. Sì. Proprio in ambito scolastico abbiamo appena visto sul post la notizia dell'altro giorno, proprio di un giorno fa, il ministro Valditara, eccola qui, ha vietato i cellulari anche alle scuole superiori, proprio dal prossimo anno scolastico, no? Questa è la notizia. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha diffuso una circolare per vietare l'uso dei cellulari anche alle scuole superiori. L'anno scorso, con un'altra circolare, aveva imposto lo stesso divieto agli studenti della scuola dell'infanzia fino alla terza media. Valditara ha detto che la decisione di vietare i cellulari anche alle scuole superiori era improcrastinabile. Come la pensa, insomma, su questo tema? Allora, all'inizio sono rimasta un po' sorpresa, perché quando si parla di scuola dall'infanzia in su, cioè all'infanzia non si usano, gli alunni non hanno i cellulari, non ce l'hanno alla scuola primaria e non ce l'hanno alla scuola secondaria di primo grado, cioè stiamo parlando di scuola elementare e scuola media. Certo. Mai visto un cellulare nelle classi fino a 13-14 anni. Allora, se c'è un caso, l'alunno che ce l'ha spento nello zaino per problemi di organizzazione familiare, quella è un'altra situazione, però non si usano i cellulari in classe in tutta la scuola dell'obbligo, e stiamo parlando di tablet che sono a disposizione di alcuni alunni, ma sono della scuola. È come dare in consegna un libro, si dà un tablet, è un'altra situazione. Alle scuole superiori suppongo che i ragazzi non possono stare col cellulare in mano durante le lezioni. Ecco, il problema è un altro. Qua si apre, diciamo, un discorso sul fatto che i cellulari non sono più degli strumenti che ci servono per telefonare, ma sono dei veri e propri mini computer. Noi ci portiamo dietro la calcolatrice, perché se i ragazzi utilizzano la calcolatrice in classe non hanno il cellulare, poi si comprano la calcolatrice, ma la calcolatrice è in questo strumento, il traduttore, il vocabolario digitale, non so, ci sono delle lezioni che vengono seguite. Allora dipende tutto come è impostata la didattica con l'insegnante. Io dico sì, in linea generale è giusto, sono d'accordo anch'io, non si può usare il cellulare in classe, ma si intende, io non posso stare a chattare o parlare con il fidanzato se l'insegnante sta spiegando, ma se il cellulare inteso come strumento tecnologico, come dispositivo che mi serve per accedere a allargare la mia conoscenza e la mia possibilità di studio, quello deve essere ammissibile ed essere valutato singolarmente dall'insegnante, perché
ricordiamoci che la scuola ha una certa autonomia, è solo l'insegnante che sa le dinamiche della classe, che conosce i suoi alunni, le difficoltà e può valutare e dire tu segui questo argomento, vai su questo link, su questo col cellulare, perché non c'è il computer, non ti porti più il computer. Nessuno, ormai operiamo in banca, alla posta, acquistiamo un biglietto aereo, un biglietto ferroviario tramite i siti, ma accediamo dal nostro cellulare. È diventato come dire, la società è cambiata, la comunicazione, i modi di accedere sono cambiati e quindi non possiamo costringere i ragazzi a essere fuori dalla realtà. Ci vuole equilibrio, assolutamente sì. Questo insomma è anche un po' il nuovo ruolo degli insegnanti o degli educatori, no? Sì, che degli arbitri, adattare alle novità e governarle, come si diceva prima. C'è un'altra vignetta da Marco Englaro, sempre sul pezzo, oggi l'inizio l'abbiamo detto dell'esame di maturità fra 4 minuti. Bella zio, ieri gostà a scuola con la Q a fare l'esame de matura de italian, presumo, zio. Insomma, c'è il gatto anche se che si chiude gli occhi, insomma, con le zampe. Carina anche questa, grazie a Marco Englaro. Allora, ci sono varie mail che voglio leggere. Allora, c'è quella di Tiziana che scrive: sono passati ormai più di 6 mesi da quando le casette dell'acqua sono state tolte. A oggi nessuna notizia del loro ripristino. A chi devo rivolgermi per sapere qualcosa? Si parla tanto di incentivare l'eliminazione della plastica, c'è anche oggi un articolo sul giornale. Sarà una goccia nell'oceano, ma tutto aiuta, ha ragione Tiziana, insomma erano anche molto apprezzate. Sì, assolutamente. Io penso che i cittadini possono rivolgersi ai consigli di circoscrizione di riferimento, perché è quella l'istituzione che ha il polso del territorio. A sua volta i consigli, il presidente della circoscrizione farà riferimento all'amministrazione comunale e dovrà dare una risposta. Se i cittadini fanno istanza, scrivono una mail all'attenzione del consiglio di circoscrizione, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, insomma a secondo del territorio, poi il presidente è obbligato a fare una richiesta agli uffici comunali di riferimento e a ricevere una risposta. Allora, c'è anche la mail di Renata: la maleducazione e il voler prevaricare sull'altro, mi riferisco alle numerose aggressioni avvenute in città, la mancanza di fiducia in chi veste una divisa, che sia in ambito sanitario o altro, tutto questo è dovuto a ignoranza, dice Renata. L'ignorante parte dal presupposto che gli venga negato qualcosa, a prescindere quel qualcosa che lo fa sentire inferiore al resto della realtà in cui si trova. Questa è insomma un'analisi che fa Renata in riferimento alle numerose aggressioni che ci sono state. Aggiungo che non è solo un fattore di ignoranza, ma è una mancanza di senso civico e di educazione. Iniziamo dall'età diciamo scolastica. Quando un insegnante fa magari una nota a un alunno e poi la famiglia non appoggia la sanzione, che poi deve essere educativa nei confronti del figlio, e protesta, che segnale dà al figlio? Dà il segnale di non rispetto di quell'autorità, che in questo caso è un insegnante. Si può anche sbagliare, però non bisogna andare contro, perché non si sta andando contro il singolo insegnante, ma l'alunno crescerà con la mancanza di rispetto verso l'istituzione. E allora crescendo ci sarà un'assenza di riconoscimento di queste figure, che passeranno dall'insegnante al vigile urbano, al poliziotto, al carabiniere, ma possono arrivare anche alla mancanza di rispetto nei confronti dei genitori. Infatti ultimamente sui media, sulla stampa, leggiamo fatti veramente terribili di un figlio o di una figlia che uccide il genitore perché non gli ha voluto dare i soldi o per l'eredità. Ma non ci si sveglia una mattina senza questo senso del rispetto dell'adulto, di chi ti ha insegnato, di chi ti ha procreato. Ecco, ma è un percorso di crescita questo, e si arriva ad avere una mancanza di valori, di senso civico, ma anche di valori. Quindi non ribelliamoci quando un bambino viene rimproverato, quando subisce una sanzione o una nota, perché è da lì che si inizia.
Sì, comincia da là. Allora, buongiorno, a proposito di stipendi, ci scrive invece Mauro, in Italia i lavoratori hanno gli stipendi più bassi d'Europa e l'abbiamo visto anche oggi sul Sole 24 Ore. I politici hanno stipendi più alti d'Europa, dice, forse il problema è questo, i politici però bisogna anche qui distinguere. No? Allora facciamo una distinzione tra politici e rappresentanti istituzionali, perché i politici generalmente operano a titolo gratuito, i rappresentanti istituzionali sono un'altra cosa, consiglieri comunali, regionali, parlamentari, ecco, quelli sono i rappresentanti istituzionali. Ecco. Sì, i lavoratori, anche i professionisti, soprattutto chi opera nell'ambito pubblico, dalla scuola, l'istruzione alla sanità pubblica, cioè, ma anche i dipendenti, la polizia, i carabinieri sono dipendenti del ministero, abbiamo delle retribuzioni molto basse. Ci sono degli stati in cui altri stati europei hanno delle retribuzioni che sono il triplo o il quadruplo dei nostri dipendenti pubblici. E giustamente ci dovrebbe essere un adeguamento anche dei lavoratori, ma questo dipende, cioè si deve aprire un tema, ma molti ne discutono, perché per valorizzare alcune professioni devono essere anche, come dire, ben retribuite, e questa è una causa per cui, un motivo perché i giovani vanno via, i nostri migliori professionisti, cioè dobbiamo dircelo, sono di più i giovani o le persone in generale che vogliono e vanno effettivamente via dall'Italia che le persone immigrate che cercano lavoro che vengono in Italia. Però quelli che vengono in Italia in linea generale offrono un tipo di lavoro di un certo genere, di manovalanza nelle imprese edili, nei ristoranti, ecco. I giovani che vanno via sono dei professionisti. Allora, per invertire la tendenza ed far rimanere i nostri, ma essere attrattivi per un certo tipo di professionalità, però dobbiamo, come dire, garantire un certo rispetto, e si parte dalla retribuzione economica, perché altrimenti è inutile dire noi accettiamo solo quelli, ma quelli non vogliono venire in Italia. È chiaro, è chiaro che non vogliono venire. Se i nostri scappano via, certo, vanno altrove. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia della segretaria del Partito Democratico di Trieste, Maria Luisa Paglia. Bentornati in diretta, 8:37 del mattino, siamo sempre in compagnia di Maria Luisa Paglia che sta rispondendo alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, ce ne sono ancora alcuni che devo leggere. Dunque, vediamo che ci scrive Igor, ho simpatia e rispetto per il telespettatore che ogni giorno chiama allo studio per parlare di territorio libero, anche secondo me poteva essere la carta vincente per Trieste, ma la vedo più su un piano di convivenza di popoli nella stessa terra, indipendenti da Roma, Lubiana e Zagabria, non un mero discorso economico. Lo vedeva insomma più come appunto convivenza. E ci sta Trieste, anche, ci sta, no? infatti Trieste è stata, come dire, costruita da una diversità di genti, di commercianti, di imprenditori. Trieste non sarebbe quella che noi abbiamo se non avessero concorso a farlo i serbi, i turchi, gli armeni, la comunità armena, la comunità ebraica, insomma, sì, greci, ma proprio abbiamo tante comunità, una comunità albanese, ma anche, insomma, è vero, insomma, e c'è una convivenza, devo dire, civile, ma questo si nota anche nelle diverse cattedrali di religioni diverse, nei diversi cimiteri, sono delle prove tangibili che nel tempo c'è stata come dire, un concorso di culture, un'integrazione e anche, insomma, un livello di intercultura come dire, che non si trova in altre zone dell'Italia. Ci scrive Manuel, deterioramento della situazione in Medio Oriente. In riferimento alla situazione sempre più complessa in Medio Oriente desidero esprimere quanto segue. L'Occidente ancora una volta sembra non aver tratto alcun insegnamento dalla storia recente. Favorire il rovesciamento di un governo come si sta tentando di fare con la Repubblica Islamica dell'Iran porta soltanto a instabilità, conflitti locali e a massicci flussi migratori. È giunto il momento
che l'Occidente abbandoni l'atteggiamento presuntuoso di poliziotto del mondo e di unico portatore di valori assoluti. Un cordiale saluto agli ospiti e alla redazione. Questo è il pensiero, insomma, del nostro telespettatore. Allora, non ho nessuna simpatia per il governo teocratico dell'Iran, ecco, dei talebani, però se uno Stato, non possiamo andare avanti così, sta passando il messaggio, non esiste più il diritto internazionale, nel senso che uno Stato, se è infastidito, per usare una parola così elegante, da un altro lo invade, dichiara guerra. Non può funzionare così. Allora, lo scrivente faceva riferimento all'Occidente. Allora, parliamo dell'Europa. L'Europa dovrebbe avere una voce unica, più forte e più coraggiosa, e per come dire, far parte di una forza diplomatica che possa avere voce in parola. Ma questa forza e questo coraggio può derivare solo da un'unità, e questa unità in questo momento non c'è, perché ci sono stati in cui emerge un nazionalismo che è associato a un populismo e non concordano con altri che vorrebbero come dire, bloccare certe situazioni o comunque agire dal punto di vista diplomatico. Questo che cosa comporta? Non essere uniti comporta una debolezza dell'Europa. Quindi se si è deboli si diventa anche insignificanti, ecco, insignificanti sotto tutti i punti di vista. Quindi diventiamo ostaggio di altre potenze mondiali che fanno quello che vogliono ed è sotto gli occhi di tutti. Non basta il semplice comunicato di uno Stato o di un altro, la solidarietà, ma bisogna agire con forza, ma questa forza la otteniamo solo dall'unità dei popoli, non dalla disgregazione. Quindi quelli che dicono meno Europa, non è che meno Europa sono gli altri, siamo anche noi, perché perdiamo di forze, perdiamo di potere, perdiamo tutto praticamente. È l'Europa che ci ha garantito un periodo lungo di pace. Se andiamo sempre più disgregati, non sappiamo verso dove ci dirigiamo, anche verso dei conflitti, non è escluso. Non è escluso, infatti è una situazione particolarmente tesa, no, in questo periodo, fra l'altro. Allora, buongiorno, ci scrive, invece ci riporta a una segnalazione puntuale che riguarda la nostra città. I nostri telespettatori sono così, insomma, vanno dai grandi temi alla segnalazione esatto, puntuale. Dice il signor Bruno, sono nuovamente a segnalare la situazione di via Timmel 4 nel rione di Rozzol, fra l'altro sì, vicino, insomma, alla strada di Rozzol, via Timmel. Sesta circoscrizione. Sesta circoscrizione. Negli ultimi 3 anni ho spesso mandato a voi le foto del degrado e dell'assenza di manutenzione del verde pubblico in questa zona periferica della nostra bella città. Ieri mi sono recato a trovare mia madre che ha 90 anni, non ho potuto non scattare le foto che vi allego, fra poco le farò vedere. Alberi cresciuti fuori controllo che raggiungono le finestre, marciapiedi in condizioni disastrose e pericolose. Per arrivare al portone del civico 4 bisogna abbassare per passare sotto le fronde degli alberi, dice. Purtroppo già a suo tempo il comune aveva comunicato che i marciapiedi non sono di loro competenza, ma chi allora dovrebbe provvedere? La palazzina ha degli appartamenti di proprietà dell'Ater e in parte di proprietà di privati. Spero che darete spazio ancora una volta a questa mia richiesta di aiuto, e ci sono anche le fotografie che ora cerchiamo di aprire per poterle vedere. Vediamo se riusciamo a farlo. Ma nel frattempo posso dire che il cittadino ha ragione, nel senso che se Tele4 si fa carico di dar voce a questo cittadino, a maggior ragione si dovrebbe far carico il comune, diciamo l'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico. Se è di proprietà il luogo, la zona appartiene a un privato, però il comune può dar voce a questo cittadino e sollecitare il privato, perché c'è un problema anche in questo caso di sicurezza dei cittadini, quindi questo è responsabile il comune, quindi non può dire non è privato, noi non c'entriamo, va bene, comunica che è privato, però si attiva per dar voce a questo cittadino. Semplice, dovrebbe essere semplice. Dovrebbe essere semplice così, forse non lo è tanto, secondo quello che ci scrive il signor Bruno. Allora, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno.
Io oggi per la vostra ospite avrei una domanda un po' curiosa. Io vi ho trasmesso poco fa una mail allegando anche 4 foto eloquenti della facciata del comune in Piazza Unità d'Italia. Ecco, la mia domanda curiosa è se per caso mi sono perso qualche lutto cittadino tra lunedì e stamattina, perché ultimamente passando per Piazza Unità mi accorgo che alcune bandiere esposte sono sistemate a mezz'asta, che purtroppo significa è morto qualcuno di importante. Io lunedì mattina, verso le 7 del mattino, mi sono accorto che la bandiera italiana, quella centrale, era posta chiaramente a mezz'asta, e ieri sera, subito dopo le 8:30, sempre passeggiando in Piazza Unità d'Italia, mi sono accorto che era posta eloquentemente a mezz'asta la bandiera europea. Ecco, quindi mi chiedo se lunedì c'è stato un lutto cittadino e se ieri sera è morto qualcuno di importante a Bruxelles, insomma. La cosa mi fa un po' sorridere, però ricordo che su un palazzo istituzionale le bandiere rappresentano un evento importante, la loro esposizione va curata dettagliatamente e sono anche esiste anche un regolamento, esiste anche il vilipendio della bandiera, esiste tutta una serie di regolamenti che vanno rispettati e che, ripeto, su un palazzo istituzionale, specialmente quello di Piazza Unità, andrebbero seguiti alla lettera. Ecco, io con questa mia domanda un po' curiosa vi saluto e mi chiederei all'ospite eventualmente di verificare se in comune c'è la possibilità di controllare ogni mattina l'esposizione delle bandiere in maniera adeguata. Grazie Diego. E, ripeto, vi auguro una buona giornata. Buona giornata anche a lei Diego. Grazie della domanda curiosa, sta incuriosendo pure me adesso. Vero, infatti, perché non ho notizie di morti insomma, di personaggi famosi a livello europeo o comunque nazionale. Un sospetto che se risale un po' di tempo fa nessuno se ne sia accorto e siano rimaste a mezz'asta. Comunque sì, sicuramente segnalerò questa cosa ai consiglieri comunali, magari qualcuno chiederà all'ufficio di riferimento, ma ha ragione il telespettatore che ha chiamato, perché il palazzo comunale è la vetrina della nostra amministrazione e rappresenta tutti noi, la cittadinanza, quindi è un segnale, un simbolo anche, e chi passa di lì e vede questa bandiera a mezz'asta ovviamente immagina che sia in segno di lutto. Allora non sappiamo a che cosa faccia riferimento, può essere semplicemente una dimenticanza, ma è giusto segnalarlo. Allora, ci sono alcune mail che riguardano nuovamente la cabinovia di cui si parla oggi a partire dalle 9, fra poco, è il tema un po' del giorno. C'è Patrizia che scrive: buongiorno, sono Patrizia, avete stufato con questa cabinovia, provvedete a mettere in sicurezza Trieste dalla delinquenza e pensate al porto di Trieste che sta andando in deficit. Comunque Trieste è la città del Nosepol, dice Patrizia. Poi ancora Luigi, invece è normale chiedersi perché tanta insistenza nel voler fare l'Ovovia anche contro l'opinione e il volere dei cittadini. Insomma, cosa pensa di queste due mail dei nostri telespettatori sulla cabinovia? I telespettatori hanno ragione entrambi. Tanto si sta facendo si sta occupando tanto di questa cabinovia, nel senso che c'è tanta insistenza per portare avanti questo progetto, e di contro tutto è passato sotto silenzio per quanto riguarda Portovecchio, che è un progetto molto più grande, molto più importante per la città di Trieste, ma per tutto il territorio, per un'area più vasta, perché tutto quello che si farà nel Portovecchio potrà incidere sul futuro della nostra città, sulla nostra economia, abbiamo detto prima, sul futuro dei giovani, sul futuro lavorativo, sulla possibilità di fare famiglia, di mettere su famiglia, di restare nel nostro territorio. E ci si sta, si sta persistendo in questa idea di questo progetto della cabinovia che la città non accetta, non vuole.
E che dire, io non ho parole, nel senso che l'amministrazione, come ha detto anche chi ha chiamato prima, è al servizio dei cittadini, sono stati eletti per garantire il funzionamento della città, l'economia e tutto quello che ci riguarda. Non è solo un fatto politico, i rappresentanti istituzionali di opposizione in modo unitario si stanno facendo carico delle richieste dei cittadini, ci sono, è oggettivo, ma ci sono anche dei ricorsi che ancora non si sono conclusi, pendenti, quindi si tratterebbe di sprecare delle risorse per qualcosa che forse potrebbe mai essere portato avanti. La progettazione deve essere pagata e quindi qua si insiste per un, come dire, non so, un capriccio o una volontà da parte dell'amministrazione, mentre ci sono altre priorità. Ci sarebbe da regolamentare il turismo in città, ci sarebbe da regolamentare la viabilità, il centro storico quando arrivano le navi, la mancanza di posteggio, ci sono tante emergenze, tante altre cose su cui concentrarsi. Invece, come vedete, l'amministrazione è bloccata su questo, ma non è bloccata per un capriccio delle opposizioni. I cittadini hanno presentato delle osservazioni. L'opposizione sta semplicemente dando voce a tutti coloro che hanno presentato queste richieste, devono essere eletti in consiglio comunale, devono essere dibattute, non si può fare, come dire, mettiamo tutto da parte, come hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto per il progetto Porto Vecchio, che è stato approvato in 4-4-8, quasi si voleva portarlo avanti nel mese di agosto senza nessuna discussione in Consiglio Comunale, perché non c'è stata una condivisione con la cittadinanza, come sta avvenendo in questo caso per la cabinovia. Voi dovete presentare che a Milano c'è un'area che si sta rigenerando, che è molto, ma molto più piccola rispetto a quella di Porto Vecchio. Hanno impiegato 10 anni per elaborare un progetto. Non sono tanti, ci sono voluti 10 anni perché hanno costruito dei tavoli, degli incontri con le categorie professionali, architetti, geometri, ingegneri. Si sono incontrati con gli enti, con le realtà del territorio, anche di volontariato. Hanno fatto delle convenzioni con le scuole, con le università. In quell'area lì ci saranno scuole, ci saranno dei parchi, ci sarà il parco lineare più lungo d'Europa, ci saranno anche delle aziende che produrranno addirittura olio. Un'intera area è stata data in gestione alle associazioni di volontariato con luoghi dove loro possono esercitare le loro, insomma, ciò di cui si occupano con le loro associazioni. Ci sarà anche una chiesa, ci saranno delle filiali delle università, però è stato studiato e come dire, condiviso con i cittadini poco alla volta, è stata una co-creazione. Qua ci è arrivato da un giorno all'altro un progetto, non è stato discusso, non è stato condiviso, è passato solo in 2 circoscrizioni, come se l'area di Porto Vecchio fosse l'equivalente dell'approvazione di un terrazzino di un condominio. Ma di che cosa stiamo parlando? L'area di Porto Vecchio, cioè, interesserebbe tutta la regione e anche oltre, cioè è inammissibile che ve ne passate. E poi con i documenti secretati, i consiglieri non sono riusciti neanche ad avere la trasparenza, la chiarezza su quello su cui si stava votando. Ecco perché molti si sono astenuti o hanno abbandonato l'aula, perché è stata una mancanza di rispetto totale appunto per i cittadini, non per la parte politica, per i cittadini. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, allora volevo tornare un momento sul referendum, sul quesito numero 5 sulla cittadinanza. Sì. Visto che la segretaria del suo partito è svizzera, perché non fa applicare in Italia le leggi svizzere sulla cittadinanza e sull'immigrazione, che sono a mio parere molto ottime? Grazie. Buongiorno. Grazie. Allora, cioè, quando parliamo di cose personali ovviamente, allora intanto mi risulta che la segretaria nazionale del PD non è svizzera ma abbia il passaporto svizzero, è come se io avessi quello anche americano, visto che una parte della mia famiglia è negli Stati Uniti, non c'entra questo.
Allora, la segretaria del partito non è la Premier che si chiede perché la segretaria del partito non fa provare, non è la Meloni, 1, 2 si trova, rappresenta una forza politica di opposizione. Però la ringrazio per questo intervento perché mi dà l'occasione di parlare di questo quesito, un quesito molto importante e che probabilmente a cui non è stato dato la giusta spiegazione. Il tempo è stato poco, i media ne hanno parlato pochissimo. In questo quesito si chiedeva se si può diminuire il tempo da 10 anni a 5 anni per dare la possibilità ai residenti non di origine straniera di presentare la richiesta di cittadinanza. Quindi non è che si regalava qualcosa a qualcuno. Teniamo presente che dopo 10 anni si può fare la richiesta, ma siccome la burocrazia in Italia sappiamo quella che è, questa cittadinanza quando arriva dopo 14 anni, dopo 15 anni. In Europa, in tutti gli altri stati europei, Germania per esempio 3 anni, Cechi 7, ma anche quegli stati dove si può richiedere dopo 10 anni, dopo 6 mesi dai 10 anni arriva la cittadinanza, da noi devono passare altri 5 anni, 6 anni, sono cose assurde, perché si parla di persone che non sono di passaggio, non sono gli immigrati, sono dei residenti stranieri che lavorano, quindi pagano le tasse, pagano i nostri servizi con le loro tasse, ci aiutano a pagare le pensioni, le scuole, la sanità. Devono avere un altro requisito, oltre ovviamente a risiedere e avere un lavoro fisso, e avere un conto in banca e avere la conoscenza della lingua italiana e non avere pendenze penali, cioè quindi non era un regalo, era la possibilità di essere cittadini italiani a tutti gli effetti. Pensate che ci sono degli stranieri che hanno fatto degli studi e non possono partecipare a dei concorsi pubblici, per esempio nella sanità, di cui abbiamo grande necessità, proprio perché non sono cittadini, hanno fatto il corso, hanno studiato, sono pronti, ma non possono accedere ai concorsi, senza parlare dei bambini nati in Italia che fino a 18 anni vengono considerati stranieri, no, sono bambini che conoscono solo l'italiano come lingua della comunicazione, dello studio, che non sanno neanche da dove vengono i loro genitori, che parlano anche il nostro dialetto, sono cresciuti qua, hanno frequentato le scuole, conoscono la nostra storia, la nostra letteratura, però non possono andare a trovare, non so, i nonni magari, perché non deve interrompersi quel periodo in cui risiedono qua, altrimenti si deve ricominciare di nuovo da capo per far accumulare la tempistica, per non spezzarla. Ma questi ragazzi sono ragazzi che partecipano alle attività sportive, che frequentano le nostre chiese insieme ai nostri figli e nipoti e non possono accedere non possono partecipare a una gita scolastica che arrivi anche in Slovenia, ecco per dire, non possono partecipare a gare sportive che vanno fuori dall'Italia, sono discriminati e non c'è motivo affinché lo siano, assolutamente. E c'è stata una cattiva informazione su questo, perché c'è stata una confusione tra immigrazione e cittadinanza e anche una chiarezza nelle tempistiche e nei requisiti per poi accedere a questa cittadinanza. Anche perché è stato il quesito che è stato votato con più no rispetto agli altri. Sì, infatti anche questo è incuriosito. Comunque, l'unica cosa positiva è stata che si è aperto un dibattito, perché adesso io non direi questo se il signore, grazie, non avesse fatto questa richiesta. Magari si è aperto un dibattito e più persone saranno informate, ecco, e magari si inizia un percorso diverso. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno. Buongiorno Franco. Possibile che non possa essere un dibattito rossi e verdi, gialli e blu, due in non è questa la trasmissione, se vuole può guardare Ring. Non ho capito, diceva, intendeva probabilmente una trasmissione con contraddittorio, no? Tra diverse, cioè più che un'altra cosa, tra appunto esponenti di diverse forze immagino politiche. Che poi cioè, è sicuro date spazio a tutti, non è che viene solo il fra PD poco ci sarà trasmissione. Fra pochissimo ci sarà proprio Danilo Slocar, che è un esponente della Lega, quindi ecco, proprio il partito potrà, che citava il signor Franco da
Udine, assolutamente. C'è invece Renata che ci scrive cosa ne pensa la vostra ospite della realtà monfalconese? Poco tempo fa è stato comunicato che il 90% della spesa comunale confluisce in contributi alle famiglie di stranieri per assegni familiari, ricongiunzioni e altro. Inoltre non credo che si debba sottostare a mettere a norma gli spazi destinati a raduni e preghiere per renderli sicuri e conformi. Non crede, questa è la domanda, anche le stesse parrocchie e chiese sottostanno a quanto richiesto dal comune, dice allora, Renata. Sì. Il 90% mi colpisce, non credo che il 90% della spesa sia per gli assegni familiari. Sarebbe un bilancio che non può stare in piedi. Allora, io farei riflettere su questo. L'economia, non solo monfalconese, ma della nostra regione, parlo di aziende grandi come Fincantieri, si regge sull'operatività, sul lavoro di queste persone. Se tutte queste persone vanno via, che poi sono state chiamate dall'azienda tra l'altro, basta, crolla tutto lì. Quindi se fosse così, ma non è così, se una parte del bilancio comunale viene dedicato per queste persone, per queste famiglie, perché sono delle persone che stanno lì e lavorano, quindi, come dire, fanno crescere l'economia, fanno crescere l'istruzione pubblica, danno un contributo alle pensioni, cioè anche alla viabilità, all'amministrazione, pagano le tasse, perché se risiedono lì e hanno un contratto di lavoro regolare, è ovvio che pagano le tasse, mantengono le scuole, se i bambini frequentano la scuola ci sono più posti di lavoro degli insegnanti, c'è tutto un indotto, ecco, quindi è solo quello una conseguenza del fatto che se viene predisposto una spesa per quelli, ma non è solo per loro. Immagino che l'assistenza, il comune non è che abbia l'assistenza su base etnica, l'assistenza ci sono dei requisiti, se non so, quindi se disturba che una parte venga data a alcune famiglie, noi poniamoci l'idea che quelle famiglie non sono lì, stanno oggi e vanno via domani, è perché una parte delle nostre tasse deve essere destinata a queste. Invece riflettiamo sul fatto che una parte di quei soldi, forse per la maggior parte, viene prodotta proprio da quelle famiglie lì. Allora, io ringrazio molto Maria Luisa Paglia per essere stata dell'invito. con noi questa mattina, la invito a tornare a trovarci presto. Assolutamente sì. Grazie molte, buon lavoro, buon proseguimento. Noi ci fermiamo, come dicevo prima, per un po' di pubblicità e dopo ci sarà con noi Danilo Slocar della Lega, fra pochissimo. Buongiorno a tutti e a tutte. Bentornati in diretta, 9:06 del mattino, diamo subito il buongiorno a Danilo Slocar della Lega, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a voi e buongiorno ai studenti che oggi, esatto, non so se l'avete già ricordato, credo di sì, sono alle prese con però è l'esame di un matura. passaggio importante della loro vita e di quella dei genitori. Ci sono già le prime notizie, ha ragione a ricordarlo, perché si sanno già le tracce, no, che sono state presentate per il tema di italiano, sì, comunque la prova scritta di italiano. Allora, la prima prova, Paolo Borsellino, Pasolini e la parola rispetto tra le tracce. Queste le prime notizie, vediamo qui dalla poesia di Pier Paolo Pasolini al valore della memoria civile con Paolo Borsellino, passando per la crisi economica del secolo scorso, sono alcune delle tracce proposte ai 524.415 maturandi in tutta Italia. Quindi questa insomma la nuova prova d'esame di maturità. Andremo naturalmente a fare i nostri servizi, a vedere, certo, insomma, come è andata qua a Trieste, no? Quindi è un momento tanto atteso, importante, di paura anche. Una volta ne avevamo di più. È vero. Adesso si affronta, però tutti quelli che sono seri, che ritengono una cosa estremamente importante. È vero, è un momento importante di passaggio proprio nell'età adulta. Nella società, no? anche perché il giorno dopo sei, nonostante che la società nostra non offra tutta una serie di indicatori, o meglio di situazioni che un ragazzo si può in qualche modo appellare.
È un problema. Infatti. Allora, c'è una telefonata subito. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Visentin. Buongiorno, dottoressa Laura e al signor Danilo, da telespettatore affezionato Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Un saluto pure a Franco da Udine, che chiede il metadetector, e tu che sei della Lega, Danilo, accontentalo. Dunque, di recente sono state fatte delle nomine importanti in città, meritevoli di essere citate in questa rubrica televisiva, peraltro molto seguita, come ad esempio la nuova questora, dottoressa Fredella, il dottor Antonio Guerrieri del Porto, che abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti. Poi vorrei sottolineare e mettere l'accento una giovane e bravissima, brillante presidente del Rotarc di Trieste, dottoressa Giorgia. Il frutto non casca lontano dall'albero, Slocar. Auguri a tutti per il loro impegno costante dedicato alla comunità, lavorando su progetti che riguardano in primis la promozione della sicurezza, l'alfabetizzazione e lo sviluppo economico. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio. Saluti a casa. Buon lavoro. Insomma. Ma è bello avere, poi tante volte qualcuno si lamenta magari che certe persone sono molto insistenti, ma lui è sempre molto delicato e affronta tutte le tematiche che sono dirette nella città. Lui fa parte veramente di quella amministrazione separata, fatta da cittadini, che non sono contro, ma sono per. Perché, vedi Laura, io questi giorni riflettevo sulla situazione della cabinovia piuttosto che sul quotidiano Il Piccolo. No? Noi ci troviamo in questo momento una parte politica, quella del centro-sinistra, che in ogni situazione è contro. Cioè non c'è una realtà propositiva, salvo quella dite facciamo quello che diciamo noi. Questo non è essere propositivi, questo qui è imporre il proprio pensiero. Ed è vero che chi governa porta avanti il suo modo di vedere, perché è stato eletto con un programma, giusto o sbagliato che sia, ma ne dovranno tenere conto gli elettori una volta finito il mandato. Io ricordo questo, noi abbiamo avuto 2 mandati, allora un mandato in regione della Serracchiani che ha lasciato macerie. Ricordo purtroppo per il povero Cosolini, che è pure una brava persona, un galantuomo, che è capitato per combinazione in un momento particolarmente difficile con la situazione finanziaria, che ha lasciato non macerie ma non è stato fatto nulla. Quindi dico, questi qua si lamentano sempre da una parte e quindi o sono propositivi o non sono propositivi o contestano tutto. E in questo caso noi stiamo vedendo... Ed è il caso della cabinovia, insomma, dei dibattiti sulla cabinovia. E mi dispiace, devo dire la verità, un'altra cosa, ma non per piacceria, credo che negli anni Tele4 ha dimostrato la neutralità assoluta di tutti i giornalisti. Perché non è facile che ognuno di noi ha le proprie idee, le proprie inclinazioni, certo, chiamiamole politiche. Qui non c'è mai stato. Qui non c'è mai stato, mentre da altre parti vedo con rammarico che stanno arrivando le elezioni e cambiano radicalmente il modo di comunicare. Basta vedere le prime pagine dei giornali, questa è la verità. E a me questo dispiace, non mi dà fastidio, perché poi alla fine la gente vota quello che crede e quello che vuole, no? Non è che un giornale o una televisione cambia l'indirizzo, però mi dispiace, nessuno ha bisogno di questo. Allora c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Prego. Sì? Volevo chiedere una gentilezza, in via Valmaura, vicino alla ex Cassa di Risparmio, stanno facendo un centro di accoglienza o di comunità, se il suo ospite mi sa dire. Centro di accoglienza. Dove era l'università, no? Sì.
E in via Valmaura, all'ex Cassa di Risparmio, c'era una volta una sede universitaria, no? in quella zona, e chiede che tipo di struttura stanno costruendo, questo? È scritto comunità, accoglienza, non si riesce a capire, ma vorrei sapere veramente se è possibile. Ok, ringrazio. questa è la richiesta della signora. Grazie signora. Che no, forse... Io francamente non sono a conoscenza, come non siamo a conoscenza neanche gli organi anche che governano, spesso non sono a conoscenza di certe cose che succedono a Trieste. Ricordo i centri dei giovani, dei minorenni non accompagnati, che sono venuti da società di fuori regione e che si sono piazzati in Friuli Venezia Giulia. Oggi c'è stata una regolamentazione da parte della regione, però in questo momento abbiamo queste realtà e dopo vediamo quello che succede, per esempio, in qualche sagra, dove che questi qua sono scatenati. E purtroppo la polizia non può far niente, perché rischia denunce su denunce, e questi non le mandano a dire e denunciano. Una volta c'era Scalabrin a Servola e c'erano altri questori. C'era la legge che permetteva un po' di severità. Oggi purtroppo non è più così. Allora, su questo argomento c'è scritto il signor Gianni, ma sentiamo prima la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche buongiorno. a Slocar. Buongiorno. Buongiorno. Io sono contento di vederlo perché Grazie. giusto ieri io e la mia vicina, la Elisa, che andavamo sempre in gita con loro, e ho detto ma dove andate a venire Slocar? Ma abita ancora a Trieste. Cioè, oggi l'ho vista, dopo pranzo vi dico che l'ho vista. Ecco. C'è. No, volevo dire una cosa, no? Purtroppo io non sono del Partito Democratico, però diciamo ascolto piacevolmente le persone come Russo, eccetera, eccetera. Però ovviamente quando arriva la Pucci, non so, mi sarà antipatica. A me personalmente, però proprio non riesco a tenerla. Allora, io dico una cosa, ma cosa dice che negli altri paesi europei si ha la cittadinanza in 3 anni, 2 anni, ma dove? Gli elenchi questi paesi sono tutti restrittivi in Germania. Ma si riferisce alla signora Paglia, in realtà, la dottoressa Paglia, non alla signora Pucci? Sì, non so. Okay. In Australia poi non si parla, devi avere il down payment in banca, se no non puoi neanche lavorare. Ma è tutta una cosa che si inventa lei. Mi dispiace, non è una professoressa, ma dovrebbe essere un fiatino più aggiornata. Va bene, buon lavoro Danilo e arrivederci. Grazie signora, buona giornata. Aveva fatto un po' di confusione tra esponenti del Partito Democratico, insomma la signora però, vabbè, insomma raccogliamo questa sua segnalazione. Allora, le dicevo, Gianni ci scrive: un saluto a tutti che partecipano a questa trasmissione. La nostra Trieste sembra prigioniera, quasi invasa da persone che della nostra civiltà, della nostra storia non interessano assolutamente un bel nulla. Si pensi che il monumento a Sissi si è dovuto recintarlo finché non diventasse un luogo in decenza. Se continua così, lentamente ma inesorabilmente sarà cancellata la nostra Trieste. La rinascita economica dopo la guerra è stato il frutto di tantissimi sacrifici. Noi ci siamo rimboccate le maniche e rotte le schiene per raggiungere un relativo benessere. Perdonatemi una mia metafora che probabilmente verrà criticata, ma la scrivo ugualmente. Gogol racconta nel suo scritto Il cappotto, il lavoro estenuante di un povero misero impiegato per comprarsi un nuovo cappotto poiché il vecchio era a pezzi, come eravamo noi dopo la guerra. Allora chi arriva da noi sia almeno riconoscente e rispetti la nostra cultura e non siano le contrade, le piazze invase da ripetute cavallerie rusticane e inizino a lavorare, che ritorni la Trieste come 10 anni fa, dice. Questo è il mio
augurio, l'ospite ha elencato tutto fuorché la defunta, si parlava prima delle varie culture insomma, che c'erano a Trieste. Come dargli torto? Come dargli torto, è d'accordo, sposa insomma, questa visione. E diventa complicato. Io, vedi, io non mi sento catalogabile in uno contro l'immigrazione o altro, ma credo che sia, e che anche una normalità, uno sviluppo di un posto, di una società, passa anche per il cambiamento anche di popoli. Però questi popoli che arrivano o devono essere integrati in una certa maniera, oppure devono loro stessi rendersi conto di dove vivono. Questi non rispettano niente, nulla e nessuno. E non solo, abbiamo purtroppo, perché usiamo la politica come clava, supportati da una parte politica per alla fine tanto peggio, tanto meglio. Non funziona così. E noi stiamo perdendo la società in questo momento. Stiamo perdendo la società. Allora, volevo rispondere anche sulla casa di comunità e ci scrive fra l'altro anche il signor Davide, che ringraziamo, ma comunque questa è la realizzazione in Valmaura, no? È la casa di comunità della struttura sanitaria, insomma, che è prevista nella sede di Piazzale Valmaura 9, all'interno di uno degli edifici che un tempo ospitavano proprio un polo universitario, e sarà uno spazio dove verranno erogati servizi sanitari di base, specialistica ambulatoriale, assistenza domiciliare, servizi infermieristici, integrandosi con i servizi sociali del territorio. Quindi è casa di comunità, non c'entra casa d'accoglienza, no? Non c'entrava. E comunque il signor Davide dice a Valmaura si sta facendo in ritardo una casa di comunità, in effetti era annunciata per molto tempo fa, no? Ritengo che sia importante la vigilanza delle persone. La signora oggi ha chiamato. Certo. È stata data una puntuale risposta e questo serve, chiaro, perché la gente viene anche in qualche modo tranquillizzata, no? Ma è giusto che ci siano le sentinelle, perché io ricordo Piazza Carlo Alberto, quella casa dei ragazzi abbandonata a se stessa, con i proprietari mi sembra che non siano stati vicini, e abbiamo avuto quello che abbiamo avuto, no? Chiaro. Allora, c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Dino. Allora, io volevo dire alla signora che ha telefonato, bastava andare in via Valmaura, leggere che devono esporre per leggere i lavori che si fanno, e c'era scritto belle in grande che quello là servirà per i cittadini di Trieste per essere curati e per agevolare anche il pronto soccorso in certi casi. Perciò non stiamo a fare allarmanti così. Poi per quanto riguarda questi extracomunitari, io sono contrario, ma io mi chiedo, e chiedo a Slocar, visto il Vangelo della destra dovrebbe essere contrario, come si è sempre dimostrato, noi abbiamo una legge, e prima di questa legge Bossi-Fini avevamo la legge Martelli, che in Italia tu non venivi se non avevi un posto di lavoro avalato con o dall'ambasciata italiana o del consolato italiano. Questa era la legge fatta da un socialista, Martelli, ministro socialista con Craxi. Quando è stata cambiata la legge, è stato fatto un caos. La legge Bossi-Fini, cioè Lega e all'epoca Alleanza Nazionale. E cosa è successo? Hanno detto che vengono pure, poi chi avrà come previsto dalla Costituzione il diritto di rimanere qua per perseguitato politico, quelle cose qua, rimarranno in Italia, gli altri li manderemo a casa. Bene, la destra ha governato 20 anni, ma è possibile che 20 anni non abbiano recuperato, non hanno fatto un'altra legge e non hanno bloccato questa gente? Non è con il senno di poi si può anche pensare che la destra, giustamente, la Lega era il 33% quando combatteva col ministro gli extracomunitari, ma era sempre colpa loro. Poi la Meloni furbamente ha gerato i voti alla Lega perché sotto un mojito in una spiaggia Salvini ha perso l'equilibrio e lei si è accaparato il 30% e lui è rimasto con pugno di mosche, e questo continua avanti. Questa è la critica di Dino. La destra che doveva entrare a fare un'altra legge. Adesso sono da 3 anni al governo, hanno fatto una proposta? Nessuna proposta. In cui a Trieste ieri mattina a Domio
dove c'è Pane Quotidiano e anche l'altra mattina, arrivano dei furgoni, mettono giù gli extracomunitari all'interno del Conad, che c'è un posteggio, là si registrano, buttano le cose per terra e a 2, a 3 vanno tranquillamente a prendersi la 21 e poi vanno in città. Quindi la sorveglianza... Capito Dino, questo discorso, la critica appunto anche in qualche modo anche al partito, alla Lega o al centrodestra in generale. Adesso dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria e le risponde subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia di Danilo Slocar che voleva rispondere appunto al signor Dino che prima parlava, diceva di essere contrario appunto all'arrivo di troppi extracomunitari, però diceva anche ma insomma siete al governo. Ha fatto tutto lui, ha costruito la situazione, ha dato le risposte e anche le soluzioni. Aspettiamo che si candidi e che risolva il problema. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? No, buongiorno dottoressa Bucarella, lei è il suo ospite. Buongiorno. Volevo dire al suo ospite che la risposta che ha dato adesso al signor Dino, io la faccio in un'altra maniera, mandare a casa tutti i politici ed eventualmente tenere gli extracomunitari, perché non stanno facendo assolutamente niente. I politici, vengano per conto. I negozi sono comprati dai Bangladesh, i nostri appartamenti sono svalutati in una maniera incredibile, i ragazzi a scuola sono più ragazzi extracomunitari che i ragazzi italiani, che tante mamme li portano in altri comuni facendo anche 15-20 chilometri per non averli con loro. Hanno una cultura completamente diversa. Le ragazzine a 12 anni vengono, e questo lo diceva la Sisi, vengono spedite, ed è vero, nei loro paesi per sposarsi con uomini molto più grandi. Voi politici, cosa state facendo? Andate a lavorare voi all'Italcantieri invece di stare comodi seduti sulla poltrona. Dottoressa Bucarella, buongiorno, mi chiedo scusa per lo sfogo, ma la Lega proprio è finita. Da quando era Bossi è finita. Veramente. Buona giornata. Buona giornata a lei. Insomma, la signora è... Ma io mi rendo conto dell'amarezza delle parole di questa signora, perché a prescindere da che partito, ma si vede, si respira un'aria di intolleranza non da parte nostra, ma da parte degli altri verso di noi. Questo è il problema. Siamo noi gli ospiti a casa nostra. E questo purtroppo, sa, la politica purtroppo può fare poco, perché alla fine ci sono le leggi nazionali fatte certamente dalla politica, ma molto spesso suffragate da accettazioni o da posti messi limiti a quello che il Parlamento va a decidere. Se sono troppo severe le leggi non vengono in nessun modo promulgate. Poi abbiamo una realtà europea che impone. Quindi noi non siamo più padroni a casa nostra. Signora, io sono nato in Lega con Bossi 35 anni fa e le posso dire che lei ha ragione, che una certa si è trasformata, non è che è finita, ha cambiato pelle, a volte la gente non capisco neanch'io, tante volte, però mi rendo conto che il mondo cambia, però a volte cambia in peggio. Allora, ci sono anche altri interventi da parte dei nostri telespettatori. C'è un signore che scrive: illuminazione pubblica scarsa in tutta la città, tantissimi lampioni spenti. Questa è la segnalazione, la giriamo al comune? Sì, vediamo, andiamo a fare un sopralluogo una sera. Sì. Diremo all'assessore che faccia fare un sopralluogo da parte degli uomini della Cegas per vedere quali pali sono spenti. Sono spenti. Poi l'illuminazione è più tenue perché sono cambiate le lampadine. Questo è vero, sì. Però
probabilmente qualche faro che manca e fa diventare più buio di quello che in teoria dovrebbe essere. Chiarissimo, magari ci segnali la zona in particolare, sì, certo. se vuole così suscitare un sopralluogo appunto da parte del comprendo comune. questa cosa certo. qua, è altrettanto vero che può essere che adesso con la luce, la temporizzazione sì, con l'estate che cioè la luce diurna si porta in avanti nel tempo, magari c'è quella penombra che in qualche momento di notte bisognerebbe vedere proprio di notte. È vero. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, io sono Gabriella della Largo Barriera. Gabriele, buongiorno. Volevo dirle a Slocar che io sono una cittadina no Ogovia, no? Voglio la cabinovia, perché è un impegno economico grande per la città. Questo non vuol dire che io sono contraria a tutto, è una cosa brutta dire che sono una contestatora, che sono una no a prescindere, tutto quello. A me non piace che mi catalogano così, io solamente sono una cittadina che vuole il bene per la mia città, vorrei i marciapiedi bene, vorrei vedere le piazze belle, vorrei vedere la sanità bene, cose che non stanno succedendo, e vorrei ricordare al signore Slocar che ieri in Consiglio Comunale è stata parlata di una opposizione di un signore di Camporomano, un esule istriano che è stato buttato via dall'Istria per motivi che sappiamo tutti già, no? Questo. E adesso le espropriano anche, non so se parte o quanto, della sua casa. Non penso che sia una bella cosa per un signore anziano, e poi altro per un'opera inutile che è solamente per il turismo. E quindi, e poi lo ha detto Rossi, che una cabinovia così non serve a niente, bisognava farla arrivare a Montegrisa. Bene, e quindi che la paghi la Leiner e che la facciano in un'altra parte, in un bosco protetto. Grazie. Grazie Gabriella, questa allora, è la sua posizione. Do la risposta, io non sto contestando assolutamente la cittadinanza, che ha tutto il diritto di pensarla come crede. Non sono d'accordo con la politica che va contro a prescindere. Questo ho detto io. Questa era l'opposizione in senso politico, non l'opposizione alla cabinovia in sé, non da parte delle né alla cabinovia né all'opposizione della gente, perché la gente ha tutto il diritto di lamentarsi se una cosa non gli va bene. Però lì, come sempre, vale il discorso della maggioranza delle persone. Noi sentiamo le proteste di una minoranza silenziosa o protestante, però non conosciamo mai quelli che sono a favore. Quello è il discorso. E uno mi verrà a dire, sì, abbiamo fatto il referendum, abbiamo fatto il sondaggio, ma a me quelle cose proprio non mi interessano. Io parto da un presupposto che nel momento in cui uno governa, ha titolo per governare, perché la gente gli ha dato la fiducia e deve andare avanti. Hanno sbagliato di votare di piazza, hanno sbagliato di votare Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, eventualmente. Ma nel momento in cui sono stati eletti hanno tutto il titolo per poter fare avanti per quello governare, certo. per fare le cose per cui certo, sono stati perché votati. Così funziona in democrazia. Quelli che si arrabbiano e dicono noi vogliamo una città, tutti vogliamo una città bella, mica solo la signora, no? Perché cosa pensa, che io voglio solo un casino, voglio solo una cabina? No, cioè dico, innanzitutto, poi tra le altre cose, l'idea io le voglio ricordare che nel 93 io ero consigliere circoscrizionale dell'Altipiano Ovest e abbiamo portato nella variante del piano regolatore la realizzazione della cabinovia che andava dal Cedas a Montegrisa. A Montegrisa. Ed è stata inserita dentro all'epoca questa cosa qua, con un prolungamento da parte del tram di Opicina, da Opicina a Montegrisa. Poi le cose non sono state realizzate perché sappiamo che per fare le cose ci vogliono i soldi e quella volta non c'erano le condizioni. Però dico, noi abbiamo la possibilità di sviluppare tutto una realtà, innanzitutto un collegamento più efficace e più veloce da parte dal Ciglione Carsico in giù.
noi effettivamente potremmo drenare tanto turismo, anche il turismo, oltre che un mezzo di trasporto utilissimo, perché in 4 minuti si arriva in città. Sfido chiunque a arrivare in 4 minuti in città. Ecco, però dico, lo faremo e poi capiremo cosa succederà. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, l'ultima di questa mattinata, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia di Danilo Slocar, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno, qua parla Maria Giovanna. Maria Giovanna, buongiorno. Grazie. Volevo dire una cosa, che l'integrazione non viene fatta dalle persone che arrivano, ma l'integrazione dovrebbe essere fatta dalle persone che, diciamo così, ospitano, fra virgolette. Vorrei anche dire che tutti i pomodori, che tutta la frutta, che gran parte perlomeno di questo, cioè se non ci fossero queste persone noi non mangeremo. E questo è uno. Punto 2, la cabinovia o ovovia che dir si voglia. Per fare energia ci vuole energia. Con cosa camminerà tutto questo ambaradan? Perché consumerà energia e noi in questa società abbiamo bisogno di energia che non sappiamo dove andarla a trovare. Quindi secondo me sono delle cose che comunque una cosa è antitesi dell'altra. E poi oltretutto in 4 minuti io arrivo ad esempio in Porto Vecchio, ma quanto tempo impiego per andare al parcheggio da dove partirà e cosa impiegherò e che autobus ci sarà per portarmi poi in centro da Porto Vecchio? Cioè non è che io in quei 4 minuti risolvo un traffico, quella roba là è esclusivamente turistica, ma nel momento che a Trieste non si pensa altro che al turismo, cioè è dura. Capito. Perché quello potrebbe anche venire a mancare. Grazie. Capito. Maria Giovanna, grazie. Allora dice Maria Giovanna, si pensa solo al turismo, sarà un'opera che servirà esclusivamente a questo comparto? Non è solo questo, però è uno dei vantaggi che il turismo avrà da questa realtà. La cabinovia, come tutte faccio ricordo alla signora all'epoca del tram di Opicina, quando è stato realizzato. Che senso aveva? Bastava andare con i manzi giù da Opicina, quante persone lo usavano? Pochissime. Sono quelli che portavano il latte giù e il tram di Opicina non era adatto per portare il latte o altro, era una questione fatta per la borghesia di Trieste. Ecco, però dico, quella volta non c'erano i russo, non c'erano quindi non avevano i megafoni che aiutavano, ecco. E neanche la signora. Allora, c'è una notizia di cronaca, la messa in sicurezza di un serbatoio di gasolio che ci arriva dai Vigili del Fuoco. Alle 22:30 di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con una squadra supportata dal personale del nucleo provinciale biologico, chimico e radiologico all'esterno del varco 4 del punto Franco. Qui vediamo un'altra immagine per la messa in sicurezza di un serbatoio del carburante di un auto articolato danneggiato sia a causa di una manovra errata. All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco, una parte del carburante gasolio contenuto nel serbatoio del mezzo era già fuoriuscito sversandosi sul piano stradale, quindi i pompieri hanno tamponato la perdita, smontato il serbatoio e utilizzato una delle speciali pompe in dotazione per travasare in un contenitore idoneo il carburante, qualche centinaio di litri, quindi era una bella fuoriuscita insomma. Quindi ancora le operazioni si sono concluse intorno alle 2:30 della notte, sul posto anche la Polmare, la Guardia di Finanza,
cittadinanza, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale con il suo personale dei porti di Trieste e Monfalcone. Ringraziamo sempre i vigili del fuoco, la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia locale, che sono sempre pronti a essere presenti. Volevo dare ancora che non ho dato una risposta alla signora per quanto riguarda il discorso dell'integrazione. Sull'integrazione, è vero, era un passaggio secondo importante me, anche vedi, questo. La gente deve in qualche modo integrarsi, non solamente aspettare che venga integrata. Noi quando andiamo all'estero ci comportiamo in un determinato modo e cerchiamo di essere ospiti a casa di altri. Quindi questi qua che fanno di tutto e di più, che deturpano la città, ci sono poi le realtà di quelli che lavorano, perché guai se non avessimo le forze lavoro, che anche peraltro sono maltrattate, e quando si lamentano, l'altro giorno vedevo Polidori che si lamentava per quanto riguarda i vigili, i bagnini, no? I bagnini li pagassero di più, trovano, no? li pagassero di più, probabilmente i bagnini li troverebbero, no? Ma parlo in generale delle persone che lavorano. C'è poco rispetto verso le persone che lavorano. Cioè, il lavoro c'è, però bisogna pagarlo. Ecco, quindi questo è il discorso. Nodo, no? In molti posti di lavoro. Allora, arriva subito la vignetta di Marco Englaro su questi temi, Bazzila sugli ius scholae, tutti vogliono la cittadinanza. Posso dargli la mia? Tanti che pensano così. E pensa così. Allora, che tu non puoi rinunciare alla tua cittadinanza, ecco. Non la puoi. Non si può fare. Non si può farlo. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, la scusi che rompo le scatole a tutti. Buongiorno Gianni. Ma volevo dire una roba. Quando viene l'emigrato, e viene perché se vuole accordare con noi, non che noi dovremmo andarcelo, lui viene e lui deve avere la voglia di essere integrato, perché sennò qua si ribalta tutto. Trieste, che è crogiolo de razze, era sempre sta così da quando che è 1719 e allora non arrivo a capire, non entrano mai nella politica, ma questa signora che ha telefonato ha detto siamo noi che dovremmo, ma è pazzesco questo. I miei amici sono in Australia e dove sto loro integrarsi, mica che l'australiano ha detto vieni qua che ti faccio mi partire. Riguardo gli anni che sono proprio vecchio, e ho letto qualche piccolezza, a Trieste era, prima del Portofranco, per essere cittadino triestino, che voleva avere 20 anni essere sta a Trieste, e dopo si diventava, se invece cittadino, se invece si sposava e aveva 10 anni. Giusto così una piccola tanto curiosità per dare una nota, che non conta niente, no? Ma era sempre la questione quando si è in difficoltà, bisogna mettere delle barriere, perché qua viene tutti e non si può le ciorra su tutti. Io non sono contro nessuno, per l'amor del cielo, però qua bisogna anche pensare che noi, come che ho scritto le monade prima, abbiamo il nostro modo di vivere, la nostra cultura. È mai possibile che 20 anni fa, appena che Savigno aveva quel crocifisso, e meno male che era quella signora che era atea che ha scritto sul crocifisso. Parlo della Ginsburg, quella che ha scritto lessico familiare, sì, e tante altre robe. Ecco, questo volevo dire, che vuoi la volontà e non si può, anche questi che bevi, che salta, che fa, ma dove faccio i soldi? Io non posso, a parte che non sono stato mai imbriagone, ma non potrei spendere tanti soldi, perché la birra mi pare che costi €1, €2, non so perché. Forse anche di più, ma torno a dire, non siamo contro nessuno. Quasi setecese era anche il cimitero dei
dei musulmani, era tutto, ma se viveva perché avevano gli statuti, che tutti osservavano i statuti, non poteva fare monade, e invece fa tutto quel che vuole, sta muleria che viene, sì, come che si dici, che devi venire perché i soli, ma a me mi pare che sia tante volte anche certi calcoli, perché viene qua a 17 anni e 3/4 e dopo funziona come che funziona. Spendiamo una montagna di soldi. Mi la sa perché parlo? Perché durante la guerra, perché sono nato nel 1934, ne avevamo tante difficoltà, oltre che i bombardamenti, che non era come sti poveri adesso che sei in Ucraina e dell'altra parte là. Però era sempre dura. Quando si venivano gli americani qua, c'è sta un poco di fortuna, perché aveva bisogno delle persone che lavori nelle mense, di tutte queste robe qua, perché i militari di solito era solo il capo, non era i militari che faceva il servizio. I servizi faceva i triestini che aveva trovato lavoro, e siamo andati avanti. E avevamo lottato, ma tanto lottato, tanti dici che era facile, non era facile. Non era così oggi facile, la gente no? che nasce è nel bombaso, parlo anche dei miei figli e dei miei nipoti. Adesso finisco augurando che a tutti una buona matura, e anche a mio nipote. Grazie, scusate le monade sempre. Grazie Gianni, allora in bocca al lupo davvero al nipote di Gianni e anche a tutti gli studenti che sono impegnati naturalmente nella maturità. Bisognerebbe che una volta per settimana qualche pillola di saggezza di un Gianni raccontare ci starebbe 10 minuti di storia di Trieste, di vero. quello che ha vissuto Trieste, Infatti. ed è come è nata e come si è sviluppata, e quello che è riuscita anche a perdere Trieste, perché la verità è anche questa, noi abbiamo perso tanto. Questo è E quello che parla lui dell'integrazione è assolutamente vero, è quello che sostengo io, cioè io non voglio il male di nessuno, però qui vieni e devi comportarti con le norme, con le regole di qua. Non puoi fare quello che vuoi. Allora, Davide ci scrive sul tema di prima, dice: dopo anni di polemiche sui diversi modelli di sanità, le persone ancora non sanno cos'è una casa di comunità e la confonde con un CPR. E la stessa cosa sulla cittadinanza, ci sono stati articoli, informazione, specialmente prima del referendum, per capire come viene concessa, in quanto tempo, ma si è voluto confondere un migrante di Piazza Libertà con un lavoratore o studente senza precedenti penali con tasse regolarmente pagate. Questa è la posizione. Io mi metto nei panni del cittadino comune, che non è drogato dalla sinistra moderna, no? Perché questi sono drogati della sinistra. Le persone normali, le persone che vivono la normalità della città, non possono capire. E quindi si trovano molto spesso anche in confusione. Quando tu non puoi dire a una signora che prima ha detto vada a leggersi la tabella fuori. Questa persona era preoccupata, probabilmente avrà avuto 75-80 anni e non è che vada a vedere quello che succede veramente, no? Si preoccupa, e noi siamo tenuti a dare le risposte. La risposta che è stata data dal Signore era perfetta, noi siamo usciti con quello che non è un CPR o un posto di recupero o di altro, e finisce là. La signora è tranquilla, abbiamo risolto un problema. Non sono 4 minuti, dice un'altra persona. Allora, c'è scritto nei documenti allegati al progetto il tempo necessario, si parla di cabinovia evidentemente, e gran parte delle obiezioni derivano dalla contestazione dei dati del progetto. Nessuno risponde però nel merito, questo sulla cabinovia, appunto. Ancora Ines, buongiorno, prima che arrivassero le risorse i pomodori venivano raccolti da noi italiani, ma nessuno si scandalizzava. Come mai? 2 pesi e 2 misure, dice la signora Ines. D'accordo con la il discorso è questo, evidentemente la società cambia, determinate realtà l'italiano non vuole farle più, questo lo sappiamo, però
ritengo importante che queste persone debbano venire qua, vengano qua, noi abbiamo la possibilità di dare lavoro, vengano pagati in maniera adeguata, perché, ripeto, non sono pagati in maniera adeguata secondo me, però devono comportarsi a secondo delle situazioni dove ci troviamo. Io non voglio trovarmi in una Francia domani, Guardate che in Francia è una tragedia. Non so se siete andati ultimamente in Francia, io ci sono stato, vi posso garantire che da girare la testa, perché è logico non andare a Parigi piuttosto che vadano nei sobborghi di Parigi. Nei sobborghi di Parigi, la perché il problema è che dalla periferia piano piano è come una morsa, ti stritola e vedremo cosa succede. La Germania è preoccupata, forte. Per quale motivo la Germania Est ha questo problema di questa crescita esponenziale di un partito di destra? Di estrema destra, certo, per questo motivo è chiaro, e anche in altri paesi assistiamo insomma più o meno a questo tipo di fenomeno, è vero. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. In Inghilterra è uguale. Buongiorno, sono Esther. Esther, buongiorno. Buongiorno e saluto anche Slocar, anche se abbiamo avuto dei dissidi, però... Con Slocar non è difficile. Avere dissidi, però li avrete risolti, dai. Mamma mia! Sì. Esther, dica pure. Sì, volevo dire una cosa. Io sono pro funivia. Sì. Non faccio tante storie, sono pro. Se viene, se non viene, ecco, faremo le grotte in parte, così risparmieremo l'acqua, e risparmieremo la luce, risparmieremo tutto. Faremo delle grotte invece della funivia, così faremo una città moderna e tranquilla e tutto quanto. Non lo so, non riesco a capire perché insultano quelli che vogliono la funivia. Io sono vissuta 7 anni a Miramare, a 500 metri dal treno. Cosa dovevo dire? Loro dicono che la funivia sopra fa dei rumori. Io cosa dovevo dire in 7 anni? Mai detto niente. Fatto? Io sono stata la prima che è andata a visitare il castello di Miramare, sono andata a scuola in parco di Miramare. È tutto così, la vita è fatta di imprevisti. E quindi soprattutto voglio dire una cosa, andiamo avanti, non andiamo indietro. Cerchiamo di andare avanti senza andare indietro e farà così, sarà quello che sarà, perché scusi, se un giorno viene un temporale e fa qualcosa è colpa delle... Non ho capito quello che dicono. Chiaro Esther, insomma la signora Esther è pro Cabinovia, l'abbiamo capito. Secondo me anche dice, qua, buongiorno avanti, Esther, grazie. Avanti. Grazie, buona giornata. Il discorso è un altro. La sinistra, perché di sinistra stiamo parlando, o di centro-sinistra, non avendo argomenti di nessuna natura, sta cavalcando il discorso della Cabinovia come all'epoca cavalcava altre problematiche, no? Ma cavalca questa cosa qua, loro parlano solo di Cabinovia o dell'asilo di Roiano, non parlano di altro, perché hanno capito che quello è il sistema per sollecitare la cittadinanza a schierarsi o pro o contro. Qui non si è né pro né contro, qui si tratta di portare avanti un progetto. Se questo progetto avrà gambe andrà avanti, se non avrà gambe non andrà avanti, punto. La scelta, ripeto, è stata fatta da un'amministrazione che è stata eletta regolarmente a delle elezioni e verrà giudicata per quello che ha fatto. Verrà giudicata bene, verrà giudicata male, ma verrà giudicata da elezioni. E l'unica vera strada sono le elezioni.
né sondaggi, né referendum, né altro, perché abbiamo visto che i referendum valgono quello che valgono, no? Ci siamo resi conto in Italia avevamo cioè, una vita esempi, che non funziona il referendum, è solo che un sistema per reclamizzare un qualche cosa. Ci siamo trovati con il referendum di un partito che ha votato una legge e ha fatto il referendum per abrogare quella legge. Capite che è sempre loro, sempre del centro-sinistra. Allora, seguo il ragionamento di Slokar, scrive Davide, sulla politica che non è libera di fare le proprie scelte, anche sul fine vita ci sono politici succubi dei precetti religiosi che non vogliono normare la mia libertà di decidere per me stesso. Io sono d'accordo con Davide. Perché credo che troppo spesso uno non può parlare per un altro, per la vita di un altro. Chiaro. No? Io capisco tutte le realtà morali, religiose, però a un certo punto la vita è mia e gestisco della mia vita. L'autodeterminazione. L'autodeterminazione, questa sempre vale per qualsiasi cosa. Ma e comunque i temi insomma, sui diritti è un tema sono molto delicato, molto divisivo. Trasversali anche, no? Sono molto trasversali anche. Sono trasversali, ma dico una cosa, il buon senso, io vorrei vedere una persona che si trova in certe condizioni cosa pensa. Infatti, quindi mettersi nei panni di, no? È sempre, uno dice, è sempre ma questo. Anche basta, no? E quindi, insomma, è chiaro. Io capisco che la vita è data dal Signore o dalla materia o dalla chimica, non lo so, io non entro in merito di questo, però lasciatemi fare quello che credo, no? Le proprie scelte, insomma, esatto. Questa è la cosa importante. Allora, grazie a Danilo Slokar per essere stato con noi quest'oggi, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi. Grazie buon lavoro. E grazie della profonda democraticità di questa emittente. Ci proviamo che non è, sempre, guardate, no? credetemi, non è Non è poco. così scontato. Da qui in avanti ne vedremo delle belle. Perché in campagna elettorale si sono già schierati tutti. Sono tutti già quanti. in campagna elettorale tutti. Noi tentiamo insomma di essere sempre equidistanti, no? Perlomeno siete bravi, di dare siete spazio bravi, siete a tutte onesti, le voci. Siete onesti. Grazie, che grazie Slokar, torni a trovarci qui a Sveglia Trieste e noi ci fermiamo qui con la trasmissione di oggi, la trasmissione torna domani puntuale come sempre alle 7 del mattino. Oggi invece ci sono i soliti appuntamenti con l'informazione, a cominciare dall'una, insomma dall'approfondimento delle ore 13 e dal nostro telegiornale delle 13:20 e poi quello delle 19:30. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento.